Ben ritrovati telespettatori di Gold 78 e soprattutto ben ritrovati fedelissimi di Penalty. Sul canale 78 da qualche settimana in HD del digitale terrestre per Sicilia e Calabria una nuova puntata speciale Andrà tutto bene. I campionati, come tutti ben sanno, ormai probabilmente si fermeranno, anche se la prossima settimana sicuramente ne sapremo di più. Una puntata dedicata ai ricordi, lo facciamo ben volentieri ricordando l'edizione numero 2 dei Penalty Awards, edizione che si svolse a Catania presso il cortile Platamone. Una produzione esclusiva Play Village. Signore e signori, Ettore Tortorici. Buonasera a tutti. Etna Country Style ad aprire il Penalty Awards 2015. Complimenti ragazzi. Avete accompagnato la sigla ufficiale del Penalty con questa bellissima coreografia. Giuseppe Scaccianoce che rappresenta il gruppo Etna Country Style. Grazie. Una battuta veloce, in quanto tempo avete preparato tutto? Ma da quando mi ha dato la musica, quindi da una settimana. Ma siete bravissimi. Vabbè, ci proviamo, dai, almeno abbiamo dato un sorriso. Perfetto, ci vediamo dopo perché avete preparato un'altra bella coreografia da inserire all'interno del nostro Penalty Awards. Buonasera a tutti e benvenuti qui al cortile Platamone per questa seconda edizione del Penalty Awards, ovvero il riconoscimento ufficiale per tutti gli atleti del mondo del calcio dilettantistico, dal campionato eccellenza per seguire quello anche della promozione ed infine quello della prima categoria. Tutto questo grazie naturalmente alla collaborazione diretta dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, che ha coordinato tutti i voti che sono arrivati in queste ultime settimane e devo dire che c'è stato veramente l'imbarazzo della scelta perché erano tanti gli atleti, tanti gli allenatori ed è stata veramente un'impresa ardua, ma poi alla fine ci si è riusciti e questa sera presenteremo 3 nomination per ogni ruolo e questa sera stessa sveleremo anche il vincitore per ogni singolo ruolo appunto del Penalty Awards. Prima di iniziare la carrellata di nomi, personaggi del mondo dello sport e non solo, voglio naturalmente ringraziare Video Mediterraneo nella persona del suo editore Katiuscia Carpinteri che ha permesso tutto ciò. Questa è una trasmissione che ormai da 4 anni
accompagna il calcio dilettantistico siciliano, lo fa, credo, in una maniera molto semplice, con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti che ogni domenica insomma, sono presenti in tutti i campi della Sicilia. Questa sera abbiamo tanti personaggi della Federazione Italiana Gioco Calcio, su tutti naturalmente il presidente che tra poco andremo anche a conoscere di persona, e insomma questa è una cornice ideale perché dopo una lunga stagione arriva il momento di grande successo, appunto come ho detto poc'anzi, per tutti gli atleti che ogni domenica giocano in tutti i campi di questa Sicilia. Alcuni campi certamente non sono straordinari, però alcuni sono già in erba sintetica e questo è sicuramente un grande successo. All'interno della nostra serata sottolineiamo anche la presenza di 4 premi speciali. Il primo sarà dedicato alla carriera sportiva, il secondo sarà dedicato alla stampa, il terzo al personaggio TV e poi chiuderemo con un nuovo premio che abbiamo istituito quest'anno, il quarto, che è quello dedicato a un uomo per lo sport. Per aprire la nostra serata io invito qui sul palco un amico di Penalty che ci ha seguito per tutta la stagione ed è molto vicino anche all'amministrazione comunale del Comune di Catania, che tra l'altro ha patrocinato l'evento del Penalty Awards. Voglio qui sul palco graditissimo ospite Francesco Santocono. Francesco, tu sì che sei un uomo di sport, ogni tanto prestato alla medicina e alla cultura anche dell'Egitto, però in questo caso devo dire che mi sembra giusto aprire con te perché hai accompagnato in questi anni Penalty anche con la tua energia. Diciamo che ho visto tante partite di calcio, quindi vicinissimo allo sport abbastanza. Sono reduce da una partita al rugby al palio dell'università e mi sono divertito tantissimo. Però qualche partita di calcio l'ho fatta pure io. Benissimo, allora io ti ho invitato qui proprio in apertura della nostra giornata di sport perché premierai tu un personaggio importante del mondo dello sport ed è un personaggio che è molto vicino alla Sicilia, anzi è un siciliano doc, il papà era un super siciliano doc. Lo invito qui sul palco perché sarà lui a ricevere il premio alla carriera sportiva, parliamo di Rosario Lobello. Buonasera, buonasera. Ecco qui, vi siete già conosciuti. Beh, d'obbligo un attimo parlare anche di papà, perché poi tra l'altro ultimamente c'è stata questa bella pubblicazione che ne racconta le gesta. Parlare di papà come non si può, poi, intanto è il padre che poi non c'è più, quindi il ricordo è sempre, a parte che io lo sento sempre lasciamo perché poi andiamo nella malinconia, non mi piace, è una serata di altro genere. Però certo insomma è una traccia in tutti i sensi, è stata una traccia, un solco parallelo dal quale io ho voluto anche dissociarmi perché solitamente i figli di papà ben che vadano vengono considerati i figli d'arte, no? È vero. I figli vengono considerati ben che vada figli di papà, quindi capricciosi e viziati. Poi c'è stata questa bellissima pubblicazione che comunque rappresenta veramente un punto importante perché per chi non ha avuto modo di conoscere Rosario Lobello ai tempi, adesso lo può riscoprire anche attraverso delle fotografie bellissime. Si può riscoprire insomma, il significato di un periodo sportivo in cui ci sono, ecco, Di Stefano, Scirea, insomma era già ancora giovane, Anastasi, insomma, Riva, Mazzola, insomma tutte quelle persone che adesso anche gli sportivi più giovani, anche se non hanno visto direttamente giocare, ma dei quali si sente ancora l'eco perché hanno lasciato davvero una traccia così significativa, così importante che insomma si lasciano ricordare. Indelebile. Sì, assolutamente. Perfetto, allora la sua presenza è qui legata anche, mettiamoci un po' più avanti intanto, la sua presenza è legata anche alla sua carriera però, perché comunque c'è stata anche una carriera sportiva che fa parte insomma del suo passato. Sì, sicuramente una carriera, ripeto, diversa che io ho voluto tracciare per conto mio, un solco diverso anche perché non è mai stato un peso, ma il nome
e soprattutto il significato che ha dato in quel periodo al quale ci siamo riferiti è stata una traccia significativa e quindi diventava una responsabilità enorme, grandissima, perché tornando al discorso di prima, che andasse, dice vabbè tanto è riuscito perché era il figlio di, se no, dice, ma tanto, dice, ma dove voleva andare, senza sapere che lì dentro si è da soli, quando va bene in 2, adesso sono in 6, ma comunque insomma non è che ci siano grandi compagnie, anzi solitamente l'arbitro non è che insomma suscita, cattura entusiasmo, solitamente indifferenza quando va bene del desiderio principale dell'arbitro, ma generalmente insomma sappiamo quali sentimenti suscita, quindi... Benissimo, allora io adesso mi sposto ed invito qui la nostra Jenny Diara, la nostra penaltina, per consegnare prima a Francesco Santocono, che sarà lui stesso a consegnare il premio. Mettiamoci un po' più al centro, eccolo qua, avviciniamo qui per ricevere l'applauso anche del pubblico, il premio speciale alla carriera sportiva a Rosario Lobello, consegnato da Francesco Santocono, prego. Mi piace così scherzosamente sottolineare che spero che questo sia l'ultimo premio, perché solitamente il primo premio viene dato per l'attività, il secondo alla carriera e il terzo meglio non nominarlo. Va bene, ok, grazie a Rosario Lobello, grazie, complimenti ancora. Rimani un attimo Francesco, perché anche per te abbiamo la targa per ricordare questa tua presenza all'interno del Penalty Awards. Eccola qua, ce la consegna Jenny, grazie. Francesco Santocono. Io volevo dire soltanto, per me è stato un grande onore premiare un mito come Rosario Lobello, l'ho visto arbitrare tantissime volte ed ero entusiasta. Poi fra l'altro devo dire due cose soltanto, io sono stato... ho un ricordo anche del papà, perché quando ero sotto le armi ho fatto il servizio in una centralino di un generale, il generale Fuduli, e lui molto spesso chiamava e rispondevo io e mi ricordo come si presentava. Non gli dicevi parolacce? No, lui si presentava così: sono Concetto Lobello, ed era meraviglioso sentirlo, anche perché conoscevo il mito e quindi era molto giusto. Perfetto. E poi ho lavorato 5 anni con Angelo Pellicano e mi ha parlato tanto di Rosario Lobello durante il mio lavoro. Grazie di tutto e arrivederci. Grazie Francesco Santocono, amico di Penalty, del Penalty Awards. Allora, c'è un personaggio che in queste settimane insomma, è stato presente all'interno della nostra organizzazione, perché insomma, ha dato una grandissima mano d'aiuto. Lo invito qui sul palco, è un personaggio che tutti conoscono. Lui si chiama Renato Marletta, presidente dell'AIAC Catania. Per essere un ex allenatore vai troppo piano, mister. Ecco, sali. Allora Renato, ti ho messo all'inizio così poi dopo ti puoi tranquillizzare, perché la tua è una grande tensione. Tra l'altro premierai una scuola calcio che è stata presente all'interno della nostra trasmissione con una certa continuità. Allora, intanto una battuta veloce, stringiamo nei tempi perché sai che è una giornata lunghissima, una serata lunghissima. Come sempre grazie dell'invito e buonasera a tutti. Devo raccontare un piccolo aneddoto. Ieri sera mi ha chiamato alle 22, allarmato perché a casa nostra stava diluviando. Ho detto guarda, io ultimamente ho dei contatti col Paradiso. Ho chiamato a San Pietro e ho detto guarda, domani mi raccomando, domani pomeriggio dalle 6 alle 8 tranquillizzaci, dopo ti puoi scatenare all'inferno. Giustamente avendo buoni rapporti in questo periodo ci è andata bene. Grazie a tutti comunque della presenza e della partecipazione. Allora Renato, premierai una scuola calcio di San Giovanni La Punta, la scuola calcio Jeunesse. Può salire già qui sul palco anche il mister che ritirerà il premio. È una scuola calcio che sta crescendo negli anni con grande intensità e grande continuità. Tra altre cose è gestita da uno dei miei tanti figliocci calcistici, Giacomo Priolo, che ultimamente è stato anche collaboratore della rappresentativa Juniores. Che si sono super comportati bene durante questo fine settimana. Qua c'è il mister, ciao, Renato Marletta lo conosci, possiamo già consegnare a Renato Marletta la targa da consegnare poi alla scuola calcio Jeunesse. Marcello Seminale, allenatore della categoria giovanissimi. Ok, grazie e in bocca al lupo. Non scappare perché c'è la targa anche per te, subito, eccola qua la targa che ti... Avrei bisogno anche di una macchina, se qualcuno che... La targa è sufficiente, ecco la targa di partecipazione per Renato Marletta, presidente dell'AIAC di Catania. Grazie Renato.
sicuramente ci vedremo anche dopo. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio, finalmente siamo pronti, tra poco conosceremo le nomination, è stata una selezione durissima, ma siamo sicuri che accontenteremo tutti. Però per incominciare alla grande, per mettere la giusta benzina della nostra giornata, della nostra serata, io invito qui sul palco una cantante che non manca mai negli appuntamenti di Play Village che organizza appunto questo evento. Parliamo di Sabrina Consoli. Buonasera. Allora Buonasera Sabrina, a tutti. io ti ho voluto assolutamente qui al Penalty Awards perché è uscita la tua nuova canzone da 2 settimane, già cliccatissima e quindi insomma è un sicuro successo dell'estate. La canzone si intitola? L'amore non spaventa. E chi è che si spaventa dell'amore? Sabrina Consoli. Grazie. In un mare infinito navigano impazienti i miei sogni proibiti da un porto che non esiste, che non esiste, dove tace la mia speranza racchiusa nella mia intuizione, soltanto che non resiste, che non resiste. Ho tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come la primavera, dentro il profumo dell'aurora, nelle cascate del Niagara, per far spazio dentro me. L'amore non spaventa. Ci ho creduto davvero più del destino, fra l'indugio e la follia, la passione e l'armonia. Ma cosa vuoi che sia? Ho pensato fosse vero poter dire che ti amo senza aver paura del buio né del futuro. Ho tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come la primavera, dentro il profumo dell'aurora, nelle cascate del Niagara, per far spazio dentro me. L'amore non spaventa. Ed ho voluto quanto Dio che tutto questo fosse mio, che nessuno mi frenasse e il mio cuore non tacesse. E ho tentato i colori della fortuna, di baciare la voglia e il desiderio, di sentirmi viva e vera come la primavera, dentro il profumo dell'aurora, nelle cascate del Niagara, per far spazio dentro me. L'amore non spaventa. L'amore non spaventa, l'amore non spaventa, l'amore non spaventa. Quanto ci piace questa bella canzone. Speriamo sia di buon auspicio, perché la prima piazza, il Palazzo Platamone, che è stupendo, e sono veramente molto emozionata. Grazie Ettore. Figurati, grazie a te, buona estate allora. In bocca al lupo a tutti i vincitori, i premiati di stasera. Grazie. A presto, Sabrina ciao. Consoli. Sabrina Consoli. Iniziamo e lo facciamo con la presenza di colui che ha seguito in prima persona il campionato di promozione all'interno della trasmissione Penalty. Parliamo di Mario Cardone. Eccolo qua. Allora,
Mario, per te lo so che è un debutto qua sul palco quasi. Sì, Ettore, ciao quindi a mi tutti, raccomando, buonasera. voce decisa, alta e... Ettore, sono venuto soltanto per spiegare come è andata quest'anno in promozione. Benissimo. E se c'è tempo parliamo anche di eccellenza, ma poi vediamo. E come al solito io ti dico sempre, stringiamo, massimo in 100 secondi. Allora, com'è andata la stagione di promozione 2014-2015? Veniamo Partiamo qui al dal centro. più lontano ovest, diciamo, l'Agrigentino. Abbiamo avuto il Raffadali che con 71 gol fatti ha vinto il campionato, 8 punti di vantaggio sulla Folgore, che sembrava una candidata credibile, lo è stata fino a un certo punto perché la vittoria è arrivata con qualche giornata di anticipo. Poi abbiamo avuto nel girone B uno straordinario Rocca di Caprileone costruito dal presidente Giacobbe, che non vedo ma che ho salutato prima, una squadra che pensate ha portato a braccetto 3 cannonieri nelle prime 3 posizioni della classifica, Zingales, Biondo e Cannavò. In quel girone lì però non dobbiamo ricordarci soltanto del Rocca di Caprileone, ma anche del CUS Palermo, che su 15 partite giocate in casa, pensate, ne ha vinte 14, 42 punti fatti in casa, nessuno ci è riuscito, promozione attraverso playoff e vittoria della Coppa. Il mister Aprile poi magari ci spiegherà il perché di questa ripartizione dei punti molto particolare. Nel girone C invece abbiamo avuto lo Sporting Taormina. Io penso che Giuseppe Stracuzzi, che saluto, che è qui con noi, nominato come miglior difensore, abbia conosciuto tutti i volti e i cognomi di quelli che gli hanno segnato, perché sono stati non più di 12. allora... Taormina difesa straordinaria, complimenti a lui, a tutta la squadra e a Marco Coppa che oggi però non ci ha raggiunto. Poi c'è stato il girone D, alla fine ma non alla fine, il girone forse più complesso di tutti, ha vinto la Sicula Leonzio, comandata tecnicamente da Alderisi e suggerita da Arturo Barbagallo. È stato un campionato in cui pensa Ettore, persino lo straordinario Pierino Concialdi, che giocava in Atletico Catania, non è riuscito ad avvicinare questa squadra ai playoff, per quanto era difficile riuscire a entrare nel novero delle grandi potenze di questo campionato. Alla fine ce l'ha fatta la Sicula e alla fine ce l'ha fatta il Gela, che aveva veramente dei grandissimi giocatori. Benissimo, 100 secondi sono passati, sei bravissimo. Mario Cardone, che ci ha raccontato in 100 secondi il campionato di promozione. Grazie, buona serata. Ci vediamo dopo, grazie Mario. Allora io passo adesso qui perché devo leggere subito le nomination per quanto riguarda il campionato di promozione, il ruolo del portiere. Però prima è importante chiamare colei che premierà il ruolo del miglior portiere. È un'amica di penalty, una collega di Sestarete, Valentina Mammino. Lo scorso anno qui sul palco per la prima edizione, in questa seconda edizione era giusta la sua presenza. Eccola qua Valentina Mammino, devo dire che mi emoziona vederti perché lo scorso anno eravamo insieme per il penalty prima edizione ad Aci Trezza. Eh sì, eravamo insieme, abbiamo vissuto anche quell'avventura insieme. Poi Ettore, io lo dico sempre, tu sei un amico, io ho visto nascere Penalty, sono molto legata a questa trasmissione proprio perché accende i riflettori su quel calcio, il calcio, diciamo, quello di cui il calcio vero non parla mai, per riprendere infatti, lo slogan è vero, di Penalty. Vedo che ti hanno già dato la busta con il giocatore che vince, però non lo devi aprire perché io adesso ti lascio qui un attimo soltanto al centro del palco perché leggo le nomination ed invitiamo qui sul palco appunto i 3 che concorrono come miglior portiere del campionato di promozione. Allora, abbiamo purtroppo avuto una defezione all'ultimo istante, parliamo del portiere del Castelnuovo, Francesco Tarantino, purtroppo è rimasto bloccato con la sua macchina e quindi non ci ha potuto raggiungere qui a Catania. Lui era in nomination, Francesco Tarantino, portiere del Castelbuono, mentre sono qui, l'invito sul palco, Mario Caserta del Rocca di Caprileone e Daniele Pandolfo Gela Calcio. Salite, prego. Eccoli qui, venite. Pandolfo che l'anno scorso era in nomination se non sbaglio. Salve. Allora, abbiamo Daniele Pandolfo Gela Calcio, Mario Caserta Rocca di Caprileone. Marco. Allora, una battuta velocissima perché dobbiamo essere sempre molto veloci perché sennò rischiamo veramente di fare notte. È stata una stagione più che positiva, avete vinto il campionato. Sì, abbiamo sofferto poco, diciamo. Abbiamo vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo.
E siete ritornati in eccellenza. Subito dopo un anno. Un anno solo di sofferenza. Mentre invece a Gela si è aperto forse, chissà, una nuova primavera. Esatto, al contrario loro è stato un campionato totalmente diverso, molto più combattuto, però alla fine il Gela comunque merita altre categorie, quindi sicuramente si proverà a fare un'ottima stagione anche dall'anno prossimo. Speriamo bene anche per voi. Allora Valentina, a te il compito di leggere, aprire la busta e leggere il nome di colui che vince per il ruolo del portiere nel campionato di promozione. Sottolineiamo la mancanza di Francesco Tarantino del Castelbuono, quindi come se foste in 3. Prego. Dottore, partendo sempre dal presupposto, come dicevamo anche l'anno scorso, che essere arrivati già su questo Certo, palcoscenico è giusto, è una vittoria. brava, Quindi giusto. poi il nome è vero, avrà quel quid in più, ma è già una grande vittoria essere qui. È vero. Allora, vince il premio come miglior portiere del campionato di promozione stagione 2014-2015. Daniele Pandolfo, Gela Calcio. Eccola qua, perfetto. Allora, questa la tengo io. Possiamo dare direttamente la targa alla nostra Valentina che la consegna a Daniele. Perfetto. Adesso prendiamo l'altra per consolazione, si fa per dire, però rimanere in nomination tra i 3 sicuramente è sempre una cosa importante. Per Marco Caserta, eccolo qua, sarà sempre Valentina a consegnarla. Perfetto. Eccolo qua. Complimenti. Grazie. Grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Dopo un anno vincente, un altro premio importante per te? Sì, i premi fanno sempre bene, comunque anche se la categoria non è stupenda, però i premi fanno bene anche per il morale, per un giocatore. È stata una stagione difficile, una stagione combattuta, però abbiamo meritato comunque il salto di categoria. Non scappare perché anche per te c'è la solita targa di partecipazione per questa tua presenza all'interno del Penalty Awards 2014-2015, la consegniamo subito ed è la nostra penaltina Jenny. Diara. Grazie davvero Ettore, è Grazie sempre a te. un onore lavorare con te o essere tua ospite. Grazie, ciao bella, grazie. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a Valentina Mammino di Sesta Rete. Andiamo ancora avanti, passiamo alle nomination per quanto riguarda il ruolo del difensore ed invito qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio, José Sorbello dell'Ajax di Catania. Dov'è José? Eccolo qua, appena rientrato dagli Stati Uniti, l'abbiamo catapultato subito sul palco del Penalty Awards. Eccoti qui, vengo a riceverti. Ciao Giuseppe. Non ti dico com'è la situazione negli Stati Uniti sul calcio perché non ci interessa molto, noi viviamo un calcio molto più sbrigativo, quello dei dilettanti siciliani. Molto sbrigativo direi, non solo nel campo dilettantistico, anche in quello professionistico, troppo sbrigativo. Troppo. Allora, possiamo già consegnare la busta a José Sorbello. Ecco, io ne vado subito a leggere le nomination e così ci raggiungono sul palco i 3 atleti per quanto riguarda il ruolo del difensore. Allora, sono in nomination Davide Capraro, Libertas 2010, nomination per Fabio Campanaro, Gela Calcio e nomination per Giuseppe Stracuzzi, Sporting Taormina. Eccoli qui che ci raggiungono sul palco. Salve. Allora, io alcuni non è che li conosca tanto bene, lui è Campanaro, ecco, lui Capraro, benissimo, allora una battuta veloce anche con loro. Libertas 2010 che inaspettatamente quasi si ritrova in eccellenza, buon per voi, avete fatto comunque sempre un bel campionato, avete raggiunto la finale di Coppa. Sì, vabbè, sicuramente abbiamo raggiunto l'obiettivo tramite la Coppa Italia e siamo felici di questo risultato. Sarà dura però in eccellenza, bisogna lavorare molto bene. Mentre voi in eccellenza ci siete arrivati quasi dalla porta principale perché avete fatto un campionato pazzesco. Parliamo del Gela Calcio, Fabio Campanaro. Sì, abbiamo fatto dei playoff davvero
buoni perché dovevi essere all'altezza con queste squadre, altrimenti non potevi riuscire a salire di categoria. E ce l'avete fatta, complimenti. Anche voi avete vinto un campionato già con qualche settimana d'anticipo, parliamo dello Sporting Taormina. Sì, è stata una bella stagione, il Presidente aveva costruito una squadra per vincere e per fortuna abbiamo raggiunto l'obiettivo senza grossi problemi. E anche per voi il prossimo anno ci sarà da lavorare tantissimo. Allora, José, siamo pronti? Apriamo questa busta e conosciamo il nome del vincitore per quanto riguarda la categoria promozione, miglior difensore. Giuseppe Stracuzzi, Sporting Taormina. Giuseppe Stracuzzi, Sporting Taormina. Eccolo, questa la dai a me, la possiamo dare a José che la consegna direttamente a Giuseppe Stracuzzi come miglior difensore per il campionato di promozione. Grazie, rimani qui perché adesso diamo modo anche agli altri due atleti che sono andati in nomination, che comunque hanno sempre vinto qualcosa, perché stare in nomination è sempre una cosa molto importante. Consegniamo le altre due targhe per Campanaro e anche per il giocatore della Libertas, Davide Capraro. Eccola qua, Davide Capraro, la prima, quella di sotto poi va naturalmente a Campanaro del Gela Calcio. Perfetto, grazie. Ragazzi, in bocca al lupo per la prossima stagione, perché il campionato di eccellenza è duro, molto duro. Grazie Campanaro, Stracuzzi e anche alla fine il giocatore della Libertas 2010, Davide Capraro. Ciao, arrivederci, grazie. Stracuzzi, miglior difensore, il comitato ti stava inseguendo da un po' per via di più stagioni consecutive a ottimi livelli, come ti senti in questo momento? No, sono molto felice, l'anno scorso purtroppo per motivi extracalcistici non ero presente, però quest'anno sono qui e mi fa molto piacere di aver vinto questo premio, di aver avuto questo riconoscimento soprattutto. L'eccellenza l'anno prossimo fa paura? Sì, però sai, è comunque un bellissimo campionato e speriamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Allora, una battuta veloce perché dobbiamo consegnarti anche a te una targa di partecipazione a questo Penalty Awards. Lo facciamo subito, Jenny, eccola qui la targa per ricordare questa tua presenza importantissima, perché anche tu sei un'anima dell'Ajax di Catania. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutto e non pensavo di meritare questa targa. Grazie. Sei presente. Sì. Grazie, ciao Giuseppe. Proseguiamo, adesso è il momento di conoscere il ruolo del centrocampista. Ciao Renato, adesso ti consegniamo subito la busta perché io vado a leggere le nomination e facciamo salire i 3 atleti del campionato di promozione che gareggiano per quanto riguarda appunto il ruolo del centrocampista. Allora, sono in nomination Giuseppe Viglianisi del Trecastagni, Fabio Marletta del Troina e Pietro Curaba del Raffadali. Ci raggiungono qui sul palco. Vedo Curaba che ci raggiunge, Fabio Marletta non c'è, non è arrivato? Ai. Giuseppe Viglianisi, non c'è neanche Giuseppe Viglianisi. Questi ragazzi mi sorprendono perché accettano la nomination, accettano di venire e poi evidentemente preferiscono andare a fare qualche altra cosa ed è una cosa che francamente un po' mi dà anche fastidio. Vabbè, pazienza. Complimenti perché tu vieni da Raffadali. Ok? Allora sono doppiamente contento che sei rimasto da solo. Quelli che non vengono si sono persi questa possibilità perché adesso lui aprirà la busta e sono contento per il nome che ci è scritto. Vai. L'apro sicuro? Certo. A questo punto sono molto contento. Miglior centrocampista categoria di promozione Pietro Curaba, Raffadali. Perfetto. Così non dividerai il palco con nessuno. Complimenti. A dimostrazione che non c'è nulla di preparato. Non c'è nulla di preparato. Consegniamo il premio al primo classificato soltanto, chiaramente. Questa la tengo io, Renato, tengo io, grazie. Eccola qua, gliela deve consegnare il nostro Renato Marletta a Pietro Curaba, miglior centrocampista del campionato di promozione con il Raffadali, ha vinto un campionato. Siete contenti di aver vinto questo campionato? Il mister è stracontento, so. Sì, e subito dopo un anno siamo ritornati in eccellenza. Bene, complimenti ancora, bravo. Grazie Renato. Sono molto emozionato e ringrazio per aver vinto questo premio. Allora, adesso passiamo al
ruolo dell'attaccante ed invito qui sul palco colui che premierà appunto il ruolo dell'attaccante. Beh, sono contento di invitarlo qui sul palco perché lui è un amico dello sport, è un amico del calcio, lo ha raccontato sempre a 360 gradi. Giacomo Cagnes, presidente dell'Ussi di Catania. Eccoci qui Giacomo, lo hai raccontato a 360 gradi il calcio, certo non quello dei dilettanti che è sempre molto particolare, anche però tu racconti sempre quello che conta, noi diciamo sempre che penalty è quello che fai tu, è quello che conta. Vabbè, si fa per dire. Allora Giacomo, devo dire che da quando sei diventato presidente dell'Ussi hai tu stesso detto, lo abbiamo notato, un grandissimo movimento ulteriore per questa categoria, che dire, complimenti e buon lavoro soprattutto. Grazie, devo dire francamente che a me interessa parlare di sport in senso lato. Quando si dice parli del grande calcio non è vero. Io preferisco attenzionare quelle discipline sportive che non hanno la giusta tribuna, a torto, e qua tra l'altro ci sono anche responsabili di associazioni che si spendono quotidianamente affinché lo sport possa raggiungere i cuori di tutti, non solo quelli legati al calcio. Poi il mestiere che fai tu, il lavoro che fai tu, io ti conosco da diversi anni perché collaboravi anche ad una trasmissione che aveva anche all'epoca molto successo. Io ritengo che le discipline cosiddette minori, oppure lo sport visto dai grandi pensando che fosse qualcosa di poco conto e sbagliando, è importantissimo, quindi grazie a te per quello che fai e soprattutto io prego il pubblico presente di applaudire a questo ragazzo che è un collega, un giornalista e che ha puntato e ha dedicato la sua vita allo sport, al calcio, che nessuno tiene in considerazione, solo con piccoli trafiletti, mentre il vero calcio nasce dalla predisposizione che questi giovani hanno perché si spendono senza badare a nulla. Sacrifici tantissimo. Sacrifici tantissimi, quindi complimenti a chi sarà l'attaccante. A chi sarà l'attaccante, che tra l'altro è un ruolo un po' principe, no? Consegniamo la busta a Giacomo Cagnes e io vado a leggere subito le nomination nella speranza che il terzo nominato ci abbia già raggiunto qui al cortile Platamone. Nomination per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. Vanno in nomination Giancarlo Ferrara, Cus Palermo, Liborio Scudera, Macchitella Gela e Rosario Genova, Gela Calcio. Vediamo un po' se... Ci siamo? Eccoli qui. Sono due, quindi mi manca Genova, vuol dire che stanno arrivando da un momento all'altro. Salve. Salve. Ferrara e Scudera. Manca Genova. Speriamo che ci raggiunge, altrimenti... consegneremo, se dovesse essere lui il vincitore, successivamente. Una battuta veloce con i giocatori. Allora, Ferrara è un nome conosciuto per tanti anni, insomma, nel calcio che conta. Adesso conta un po' meno questo calcio dei dilettanti, però c'è la passione che probabilmente non manca mai, soprattutto per voi che, insomma, non siete più giovanissimi, ma avete quella giusta energia per dare anche esperienza ai ragazzi che si avvicinano. Giancarlo Ferrara. Io dico che finché c'è voglia e passione il calcio non morirà mai ed è quella che al momento mi sento dentro ed è quella che mi dà la forza per continuare in questo sport bellissimo. Tra l'altro il Cus Palermo, insomma, ha fatto un campionato quasi inaspettato, ha vinto la Coppa Sicilia e in campionato sino all'ultimo è stata lì per lì e quindi una stagione da incorniciare. Sì, è stato un anno bellissimo, abbiamo raggiunto l'eccellenza tramite i playoff. E poi abbiamo messo la ciliegina sulla torta che è la vittoria della Coppa Italia. Quanti gol hai fatto quest'anno? 20 totali. Mica so pochi, Giancarlo Ferrara, Cus Palermo, Scudera, Liborio. Allora, Macchitella Gela. Gela quest'anno un po' ci ha sorpreso Giacomo perché avevano 3 squadre nel campionato di promozione, Macchitella Gela, Gela e Atletico Gela. C'era veramente l'imbarazzo della scelta. Però io sottolineerei che il Macchitella Gela, forse più di tutte le altre due, aveva un'organizzazione societaria quasi da professionisti, soprattutto perché avevano una bellissima scuola calcio. Tu provieni dal Macchitella Gela giovanissimi. No,
Io da piccolo ho fatto il settore giovanile col Gela Calcio, poi dal 2010, anzi dal 2011 ho approvato il progetto Macchitella, è nata nel 2010 dalla terza categoria e oggi ci ritroviamo in promozione. In 4 anni abbiamo fatto, in 5 anni 3 promozioni, diciamo. Terza, seconda, prima. Meglio di così? Meglio di così. Perfetto. E senza un progetto senza prendere dei soldi, giochiamo noi. Ma il vero dilettantismo è questo, è vero, il dilettantismo è questo. Un euro. Allora, abbiamo Genova, è arrivato Genova da Gela. Allora, Genova invece il campionato col Gela lo ha vinto attraverso i playoff, ma comunque con una cavalcata non di poco conto. Abbiamo avuto Pandolfo che ha vinto la nomination come migliore portiere, tu adesso sei in nomination quale migliore attaccante. Un pensiero su questa stagione? Ma positivo, alla fine abbiamo vinto, quindi era l'unica cosa che contava e ci siamo riusciti. Solo 10 secondi per dire che sono particolarmente contento di dare il premio a un gelese. Se lo vince. Se lo vince, perché ce ne sono 2, quindi probabilmente 2 su 3 mi viene voglia di dire che probabilmente ci sarà uno di questi. Dicevo quindi che sono particolarmente contento, anche se questa città, Gela, meriterebbe un palcoscenico notevolmente più importante. Lo aveva raggiunto e lo ha perso purtroppo sciaguratamente, bisogna anche dire quando si parla di sport. Vince come miglior attaccante, categoria promozione, Rosario Genova. Gela Calcio, bene. Consegniamo la targa del vincitore a Giacomo Cagnes, sarà lui stesso a consegnarla a Rosario Genova, primo classificato tra gli attaccanti per le nomination 2014-2015. Grazie. Adesso consegniamo le altre 2 a Giacomo, rimani un attimo, consegniamo a Giacomo. Consegniamo a Giacomo, così le consegna direttamente agli altri 2 che hanno partecipato in nomination quale miglior attaccante per la categoria promozione. Uno va a Liborio Scudera, Macchitella Gela, e l'ultimo a Giancarlo Ferrara. Complimenti, complimenti. Grazie ragazzi, complimenti ancora, buona stagione, buon proseguo. Grazie Giancarlo. Tu un secondo solo, perché abbiamo una targa, ricordo, anche della tua partecipazione qui al Penalty Awards, sarà la nostra Jenny a consegnartela. Grazie. Ti ringraziamo anche con l'applauso del pubblico. Grazie Giacomo Cagnes. Grazie Giacomo. Salo Genova, sei arrivato all'ultimo come contro Atletico Gela, nessuno se l'aspettava e poi tac, ecco il gol. Una stagione straordinaria sul filo delle emozioni. Sì, alla fine, come ho detto prima, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi siamo contenti di questo e speriamo che il prossimo anno sia come lo scorso anno. Dai. E adesso passiamo al ruolo molto importante, quello dell'allenatore, perché l'allenatore, insomma, spesso e volentieri è determinante, quasi sempre, per le sorti di una stagione. Diamo subito modo di conoscere le nomination, però prima invito qui sul palco colui che premierà l'allenatore vincente del campionato di promozione. Parlo di Turi Di Stefano. Eccolo qua, Turi Di Stefano. Turi, io devo assolutamente correre perché non dobbiamo allungarci troppo. Tu hai tantissime ogni volta cose da dirci, ti do la possibilità solo per 30-40 secondi perché sennò rischiamo di fare veramente notte. Beh, ti dico solo grazie per avermi invitato e grazie a te che si fa questa bellissima manifestazione. Dico semplicemente a chi questo ruolo di allenatore, che qualche anno l'ho fatto anche io, semplicemente 5 componenti: umiltà, 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 umiltà e umiltà. Solo questo, grazie. Grazie Turi, sei stato velocissimo. Mettiti da questa parte Turi, consegniamo la busta a Turi Di Stefano, tra poco la aprirai perché adesso invito qui sul palco i 3 che sono in nomination quale miglior allenatore della stagione 2014-2015 campionato di promozione. Sono in nomination, li invito qui sul palco: Marco Aprile, Cus Palermo, Giovanni Falsone del Raffadali, Pierpaolo Alderisi, Sicula Leonzio. Ok, allora vediamo da dove spuntano.
Marco Aprile, ciao Marco. Giovanni Falsone che rivedo dopo tanti anni e Pierpaolo Alderisi che l'ho visto crescere. Parto da questa parte. Giovanni, beh, una prima soddisfazione intanto perché Curaba, unico presente, ed è una nota negativa per quelli che non sono stati presenti, che ha vinto il Penalty Awards come miglior centrocampista, a dimostrazione che è stata una stagione bellissima. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, per noi è stata molto esaltante. Abbiamo vinto, diciamo, quasi a febbraio, metà febbraio il campionato, ma dietro noi c'erano grossissime squadre. Infatti anche la Libertas è andata nella finale di Coppa Italia contro Marco, e anche la Folgore è stata una grandissima inseguitrice. Scusate un po' di emozione, anche sono un po' grandetto vedendo l'amico Franco Anastasia, da molto tempo che non lo vedo e mi ha fatto emozionare. Ma non ti emoziona allora per il fatto che sei in nomination? No, questo no, perché sono in nomination con alcuni amici, almeno con Marco Aprile siamo in buonissimi rapporti, forse uno dei pochi allenatori che sono in buonissimi rapporti. Ai, non essere polemico. Allora, invece Marco Aprile, già una nomination con Giancarlo, a prescindere se si vince o meno, comunque rimango dell'idea che comunque stare dentro in nomination è sicuramente una soddisfazione anche professionale. Assolutamente sì, ricambio i complimenti dell'amico Giovanni Falsone, essere qui è già un grandissimo risultato, poi con allenatori di un certo tipo, allenatori che hanno vinto un campionato, fa piacere. Fa ancora più piacere considerando che non eravamo partiti con questo obiettivo, quindi siamo ancora più contenti per questo, poi siamo qui e ce la giochiamo. Benissimo, sono contento. Lui faceva coraggio a me, mi diceva non ti preoccupare che lo vinci il campionato, stai tranquillo. Lui il campionato invece l'ha già vinto, l'ha vinto alla grande Pierpaolo Alderisi, Sicula Leonzio, quasi un campionato vinto per una seconda volta, perché l'anno scorso qualche problema di punto tolto, messo prima, dopo, chissà perché, il campionato già quasi vinto, che non vi ha dato la possibilità di partecipare al campionato d'eccellenza, lo farà il prossimo anno la Sicula Leonzio. Un campionato, che dire, difficile perché avevate veramente un girone di ferro. Sì, è stato un campionato lungo e veramente estenuante perché diciamo, gli avversari ci hanno dato filo da torcere fino alla fine, non erano 1-2 bensì 4-5, poi dopo la tornata del mercato di riparazione di dicembre insomma sono sistemate le prime 6-7 della classifica, erano un po' tutte sullo stesso livello, quindi restare in testa all'inizio e alla fine di un campionato del genere è stato veramente duro e difficile. Non ti chiediamo neanche dove andrai la prossima stagione perché tutti dicono che non sarai più a Lentini, per cui questo poi lo scopriremo chiaramente fra qualche settimana. Siamo pronti? Siamo pronti, Turi? Beh, sembra molto difficile, indubbiamente, per chi ha votato questi tre baldi giovani. Allora, vince per il ruolo dell'allenatore categoria promozione, mister? No, Pierpaolo Alderisi. Pierpaolo Alderisi vince il Penalty Awards 2014-2015. Consegniamo a Turi Di Stefano la targa che consegna personalmente a Pierpaolo Alderisi. Eccola qui, perfetto. Pierpaolo Alderisi, vincitore della nomination. Adesso le altre due per gli altri due partecipanti, ovvero Marco Aprile e Giovanni Falsone, che sono stati così anche gentili nel venire. Solo la targa, cioè solo la targa. Allora, Giovanni Falsone. Solo leggere qui, premio, scusate, Tonino Cerro. Ecco. Un applauso, Tonino Cerro, un applauso. Hai tolto le parole di bocca perché ogni premio è dedicato ad un personaggio dello sport. Quest'anno per quanto riguarda l'allenatore lo abbiamo voluto giustamente dedicare a Tonino Cerro che è mancato qualche mese fa. Grazie, grazie. Allora, rimani qui perché abbiamo una targa anche per te. Abbiamo una targa anche per te, Turi Di Stefano, a dimostrazione che sei sempre stato un amico di Penalty e la tua presenza qui ci onora e ci fa tanto piacere. Io sono amico tuo, amico dello sport e devo dire, mi associo a quello che ha detto Giacomo Cagnes indubbiamente, che grazie a te la seconda edizione e mi auguro che ce ne sia finalmente delle edizioni a venire perché si parla del calcio che a noi piace, il calcio puro. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Turi Di Stefano. Mister, un premio importante che culmina non solo un anno al vertice, ma già da 2 anni la Sicula Leonzio ha voluto questo salto di categoria, finalmente l'ha ottenuto, è un premio per appunto onorare il lavoro del proprio allenatore. Non solo il mio lavoro, ma soprattutto il lavoro di tutto lo staff tecnico che mi ha aiutato, dei dirigenti, anche del presidente, chiaramente di tutti i giocatori che ho avuto a disposizione.
voglio io ringraziare voi per come e quanto seguite il calcio dilettantistico ed è stato un onore per me ricevere questo premio. Grazie a lei mister, una buona serata e complimenti. Adesso è il momento di premiare il miglior dirigente del campionato di promozione. Invito qui sul palco Carmelo Pergolizzi, presidente della FIGC di Catania. Ciao Carmelo. Allora, lo so che questa tua presenza oggi qui è un po' sofferta perché c'è l'influenza che gira, però non potevi mancare a questa passerella del calcio dilettantistico. No, è un piacere, ti ringrazio per l'invito, ma voglio precisare una cosa. Lo sport minore è tutto, soprattutto il nostro calcio giovanile e dilettantistico. Negli ultimi anni non prendo un euro di contributo, i dirigenti sono con le tasche proprie che finanziano le società e le squadre e soprattutto finanziano anche i comuni, perché facendo attività pagano anche i campi, gli impianti sportivi che non sono nemmeno adeguati. Questo è per precisare. Io rispetto tutto lo sport, sono uomo di sport, ma il calcio in questi ultimi tempi non ha una liga di finanziamento. E questa è una giusta denuncia, bravo. Consegniamo la busta a Carmelo Pergolizzi, tra poco la aprirà perché inviterò qui sul palco i 3 dirigenti del campionato di promozione che concorreranno alla palma del migliore per questa stagione 2014-2015. Allora abbiamo Arturo Barbagallo Sicula Leonzio, Salvatore Giacobbe Rocca di Caprileone ed è anche assente purtroppo Cristian Paradiso in maniera anche abbastanza scorretta perché ce l'ha comunicato soltanto 10 minuti fa e credo che sia stata una situazione non certamente molto garbata nei confronti dell'organizzazione. Cristian Paradiso, il presidente dell'Atletico Gela. Quindi invito qui sul palco Salvatore Giacobbe e Arturo Barbagallo. Grazie. Presidente del Rocca di Caprileone. La mia non vuole essere polemica, però noi ogni giorno telefoniamo a quelli che vanno in nomination, si conferma ogni giorno, guarda caso poi all'ultimo istante neanche danno modo di sostituire la nomination e questa credo che sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che anche dall'altra parte della Sicilia ci hanno raggiunto. Allora nel frattempo ci raggiunge Arturo Barbagallo, nome storico dello sport catanese, direttore generale della Sicula Leonzio. Conosco Alfio da secoli, l'ho cresciuto, conosce Pergolizzi, come no. Allora, una battuta, mettiamoci un po' più avanti, una battuta subito con il presidente del Rocca di Caprileone. Presidente, è un'andata e ritorno dall'eccellenza, si è ritornato subito per la prossima stagione a competere anche con un certo tipo di calcio. Sì, siamo tornati nuovamente nel calcio che conta, calcio dilettantistico, la massima serie regionale e diciamo la Serie A dei dilettanti. Dopo un'amara retrocessione, giustamente come è avvenuta, non è facile ripartire, ricostruire, ma siccome la voglia è tanta ci siamo messi subito all'indomani della retrocessione a preparare la squadra assieme al direttore sportivo e al mister e abbiamo stravinto un campionato perché abbiamo fatto una corazzata per andare subito in eccellenza. Ed è stata veramente una straordinaria cavalcata, come è stata anche sicuramente una bellissima cavalcata quella della Sicula Leonzio, no? Che attraverso tanti sacrifici e poi alla fine ha portato insomma, a compimento questo progetto. Sì, io ho sposato il progetto della Sicula Leonzio ritornando a Lentini dopo 15 anni, dove avevo già vinto un campionato, ne ho vinto, è il mio 12° campionato, però l'abbiamo sofferto, ma è stato tutto merito di lavoro di gruppo, non solo dal mister al presidente, al direttore sportivo, a tutti quanti, perché quando si vince da soli non si va da nessuna parte, se c'è un lavoro di gruppo allora si va avanti e speriamo di continuare. E sperate giustamente di fare anche una bellissima eccellenza. Allora Carmelo, tocca a te. Sì, è dedicato a Pietro Brucato, che è stato un nome importante del calcio giovanile, perché lui curava proprio il settore giovanile della FIGC regionale. Infatti, allora vince la categoria miglior dirigente del campionato di promozione Salvatore Giacobbe. Rocca di Caprileone. La consegniamo a Carmelo Pergolizzi, che consegna la targa. La presenza per Arturo Barbagallo ci onora comunque e qualifica anche il premio, anche se la presenza soltanto come nomination è senz'altro positiva. Carmelo Pergolizzi per Arturo Barbagallo,
grazie. Complimenti, grazie. Grazie ai due dirigenti, Rocca di Capreleone e Sicula Leonzio, grazie, grazie. Allora, Carmelo, anche per te non andare via perché abbiamo una targa ricordo per la tua presenza qui al Penalty Awards, eccola qui. Grazie per essere stato amico anche della nostra trasmissione. Grazie, Carmelo Pergolizzi. Salvatore Giacobbe, il presidente del Rocca di Caprileone, quest'anno la squadra l'abbiamo fatta fortina per la promozione. Sì, abbiamo costruito una corazzata perché volevamo risalire subito nel campionato che conta, il campionato che abbiamo perso all'ultimo istante, quindi abbiamo avuto la forza di ripartire, che non è facile ripartire dopo un'amara retrocessione e con la crisi che ci attanaglia, specialmente i dilettanti, non è facile costruire una corazzata per stravincere un campionato, partire alla grande dalla prima giornata fino all'ultima in testa al campionato, quindi è stato un sacrificio, ma un sacrificio che alla fine ci ha ripagato di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Abbiamo chiuso dunque la categoria promozione, adesso vedo che è già qui e la invito con tanto piacere, l'assessore allo sport, la dottoressa Scialfa, eccola qui che ci raggiunge, una donna nel settore sport riempie di energia tutti. Almeno questa è una bella sensazione che noi abbiamo, noi che viviamo lo sport quotidianamente, a prescindere dai problemi che ci sono, a prescindere dai campi, a prescindere dai contributi che non arrivano, però c'è questa passione che ci travolge tutti. Buonasera a tutti. Volevo portarvi innanzitutto quelli che sono comunque i saluti, oltre che miei, davvero del sindaco. Quello che sto vedendo qui stasera in questa splendida cornice, questa cornice cittadina che insomma è lieta davvero di ospitarvi stasera e che sia la prima di tante altre volte, assolutamente. E quello che vedo è tantissimo amore che porta questa terra, vengono da tutte le parti della Sicilia, tantissimi i componenti, gli amici del mondo dello sport, al di là delle varie polemiche, davvero loro, prima di ogni cosa, fanno una parte importantissima, giocano nei campi anche con grande difficoltà. Qui vedo il presidente Nello Russo, Catania al vertice, ma vedo anche tantissimi amici del mondo del calcio, il presidente Lopresti, Renato che prima mi ha salutato, davvero tutti coloro i quali, l'amico Francesco Santocono, insomma, e tanti anche giornalisti che ogni giorno davvero ci stimolano e ci seguono anche con grande passione. Poi tu, Ettore, veramente ti ringrazio davvero per questo. Quello che vedo è tanto amore, tantissima passione, tantissima voglia di mettersi in gioco, in discussione e di fare squadra così come diceva poc'anzi colui il quale è salito prima di me, perché da soli non si può vincere. Tutti insieme possiamo cercare di farcela, noi siamo qui pronti, abbiamo cercato anche di metterci in discussione, abbiamo fatto nella nostra città un intervento significativo sulla riduzione delle tariffe, stiamo lavorando per l'esternalizzazione degli impianti, ovviamente cercando di stare al fianco del mondo dello sport. È vero, i contributi ormai sono molto pochi, c'è troppa poca attenzione per il mondo dello sport, si è sempre parlato di una forte politica di rilancio dell'attività sportiva, tutti devono fare un po' la loro parte. Anche noi, devo dire, come comune in qualche circostanza ci siamo sentiti un po' non abbandonati ma trascurati, ma sono certa che in qualche modo le sinergie e fare squadra potranno dare dei piccolissimi risultati, ma riuscire a darli. Perfetto, grazie. Io le chiedo un extra. Valentina, sì, perfetto. Allora, le posso chiedere di rimanere ancora un paio di minuti per una premiazione? Grazie. Io sono colpita dall'influenza. Siamo in tanti, grazie. Allora ci vediamo dopo. Grazie Valentina Scialfa che ha portato il saluto anche dell'amministrazione comunale di Catania con il sindaco Enzo Bianco. Allora, adesso dobbiamo premiare un'altra scuola calcio che è stata presente qui nella nostra trasmissione, nella trasmissione Penalty, che vi ricordo è una trasmissione di Video Mediterraneo, canale 11, ogni domenica alle 19 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti, solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico siciliano. Una scuola calcio che ha lavorato tantissimo e che questa sera era giusto premiarla. Ed invito qui sul palco
un presidente di una società dilettantistica, il Paternò Calcio. Parliamo di Stefania Amato. Stefania Amato, che è una poliedrica presidentessa, anche se lei non ama farsi chiamare presidentessa, però è anche vero che insomma il calcio ormai fa parte della sua, tra virgolette, vita. Sì, assolutamente. Il Paternò quest'anno ha fatto un campionato un po' amorfo, no? Nel senso che si aspettava forse qualcosa di più, però l'importante è mantenere la categoria in questo momento. Sì, siamo partiti, dovevamo fare qualcos'altro, abbiamo fatto delle scelte errate e poi abbiamo fatto un miracolo. E se lo dice un presidente, le scelte errate, quindi è la dimostrazione che avete fatto un esame di coscienza. Allora, io anche per chiudere un attimino la polemica che c'è stata quest'anno, anche purtroppo a carattere nazionale, devo dire questo: sicuramente mi assumo le responsabilità di aver gestito all'inizio dell'anno il campionato in maniera un po' strana, nel senso che ho sbagliato proprio gli acquisti. E quando si sbagliano gli acquisti... Lo dice un presidente, io direi di fare un applauso, perché è un presidente che dice ho sbagliato gli acquisti. Noi qui a Catania un po' ci soffriamo su questa cosa quando un presidente non lo ammette. No, bisogna invece ammetterlo, porre riparo con il mister Pannitteri, devo dire che ha fatto dei miracoli. Ringrazio i ragazzi che da dicembre in poi hanno giocato nel Paternò, alcuni segnalati dal direttore Marletta che ci ha accompagnato e spero ci accompagni anche. Lui è ovunque. Dunque, prossima stagione importante, però adesso... Una cosa, sulla prossima stagione voglio lanciare una spin-off. Praticamente noi costituiremo una fondazione a favore dei bambini che hanno diversamente abili. Io ho una figlia diversamente abile, quindi sono molto sensibile al problema. Una fondazione, Paternò Calcio 1908, che porti il calcio anche a chi diversamente vive questo sport, e quindi questo, diciamo, per noi quest'anno sarà anche un nuovo inizio, perché il sociale è anche una squadra femminile, farà parte della nostra compagine societaria, quindi cerchiamo di alimentare il calcio in tutte le sue forme. Che bel progetto, complimenti, l'applauso viene quasi spontaneo. Abbiamo parlato di giovani e allora a questo punto invito qui sul palco una società giovanile di Catania che ha veramente disputato una stagione straordinaria, erano quasi a un passo nella promozione d'eccellenza del calcio giovanile, però rimane il lavoro bellissimo di tutti i suoi tecnici. Parliamo della scuola calcio Real Catania, che ci raggiunge qui sul palco. Dov'è? L'avevo vista. Venite qui sul palco. Ma i ragazzini non vogliono salire? Anche i ragazzini devono salire tutti. È la cosa più bella. Anzi, ti avevo detto, Presidente, devi portare tutti quelli che vuoi, perché questo è un palco passerella per tutti i bambini, che sono tantissimi, che vivono il calcio giovanile a 360 gradi. Vieni Massimo, nel frattempo che ci raggiungono i ragazzi. Il presidente del Real Catania, Massimo Ruisi. Ciao Massimo, presidente del Paternò. Allora, nel frattempo che i ragazzi ci raggiungono, mettiamoci un po' più avanti e ti faccio una battuta. Lo so che per te parlare in pubblico è sempre un dramma, però avete veramente lavorato tantissimo, a prescindere dalla semifinale poi persa. Cambia poco, perché credo che i ragazzi ti hanno dato una soddisfazione straordinaria. Buonasera, rimane il lavoro fatto, della stagione. E quindi a questo punto dovete già programmare la prossima? Sì, già siamo al lavoro. Ricordiamo dov'è che si svolge la vostra attività? Scuola calcio alla Playa e settore giovanile al Velletri. Perfetto, io vedo già il mister Sciuto, insomma nome storico, difensore Arcigno, allenatore della squadra allievi quest'anno. Allievi sì, scuola calcio faccio gli esordienti. Come sono questi ragazzi? Pensano di diventare dei Ronaldo oppure dei Messi? Ci provano, hanno grande capacità e l'importante è che si divertino e poi si vede. Il risultato viene dopo. Bene, allora a questo punto consegniamo alla presidentessa del Paternò la targa da consegnare a Massimo Ruisi, presidente del Real Catania. Eccola qui, la targa ricordo speciale per il Real Catania al Penalty Awards 2015. Grazie Massimo, buona stagione, grazie ragazzi, salve.
al centro, anche per lei un ricordo per questa sua bella presenza, anche perché ci ha detto delle cose bellissime. L'idea di abbinare anche il sociale al calcio sicuramente è una formula super vincente. Consegniamo subito a Stefania Amato, presidente del Paternò, la targa ricordo per questa partecipazione al Penalty Awards 2015. Grazie, grazie Presidente. Ci dobbiamo, non dico fermare, perché fermarsi non fa bene, ma dobbiamo prenderci una pausa e lo facciamo con un cantautore che io amo particolarmente, perché lui veramente racconta la terra siciliana in una maniera solare, unica. Tra l'altro da qualche mese è uscito questo suo nuovo CD che è vendutissimo, va benissimo nei concerti ed è un CD quasi interamente in siciliano. Con noi Antonio Monforte, ex allenatore tra l'altro, per cui insomma questo calcio ti appartiene in maniera molto limitata ormai. No, cioè sono ex allenatore perché ho deciso di non svolgere più l'attività, però ancora ho il patentino. Allora, senti, questo l'ho già anticipato, è un disco bellissimo, mi ha detto scegli tu la canzone che vuoi che io canti, e ce n'erano due, io ho scelto quella che secondo me farà piacere sentire agli ospiti di questa sera, perché è assolutamente la storia di una ragazza siciliana anche moderna. Diciamo che ho voluto descrivere l'evoluzione della donna negli ultimi 50 anni. Infatti è anche moderna. Sta zita che si faceva zita a Robaccone, oppure in chiesa, no? Andavi a trovarla in chiesa, poi c'era l'incontro a casa perché la donna doveva ospitare il fidanzato a casa in presenza di tutti i parenti, no? Quindi non rimanevano mai da soli. Il momento cruciale era il corridoio di 50 metri delle case anni 70. Vecchia storia. In cui addirittura Azzita ne esceva incinta. Allora sentiamola questa canzone, si intitola La Zita. Azzita. Azzita in siciliano, Antonio Monforte. E già era zita, io faccio non sapeva, e già era zita, io maccio non voleva, e già era zita, io frate si sentiva, e già era zita, io sora commigliava, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, e già era zita, ma manco nesceva, e già era zita, io a casa ammuffava, e già era zita, famiglia non voleva, e già era zita, io poi se ne fuieva, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. E già era incinta e poi si maritava, e già suo marito manco conosceva, io pazzi un petto e poi si punchiava, io nipote giù mascolo voleva, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, e già sempre sola a casa restava, e giù per i peri uiando faceva, e a suo mucchieri manca schifiava, e già belli con poi ci stampava, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, e già stava a casa, lavava e stirava, e suo marito uionno non c'era, tornava sera e accomandava, e già era stanca e poi io la stava, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, e già era sola ma si frequentava, da mattina a sera travagliava, io figlio ogni tanto a suo paccio vedeva, e già sera manco cucinava, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, e già era zita, famiglia non voleva, e già era zita e poi se ne fuieva, e già era incinta e poi si maritava, e già pelliconna poi ci stampava, e già era single e poi si frequentava, e già suo figlio una mancia non assava, e già ci provava e poi conviveva, e già libertà un'altra volta viveva, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Che bella questa canzone, La Sicilia a 360 gradi, Azzita, Antonio Monforte. Grazie Antonio, ma non scappare perché abbiamo una targa per te, per questa bella partecipazione al Penalty Awards, e buona fortuna con quest'album che è pieno di sicilianità. Portate via l'asta perché adesso è il momento
di un'altra premiazione speciale e lo facciamo subito invitando qui sul palco il presidente della FIGC regionale siciliana, parliamo di Santino Lopresti. Presidente Santino Lopresti che ha accettato l'invito di Penalty Awards. Presidente, buonasera. Allora, è una passerella del calcio dilettantistico non soltanto giovanile, ma in modo particolare anche quello dell'eccellenza, della promozione, che ogni tanto qualche grattacapo, insomma, credo che glielo rechi, no? E vabbè, questo è un mondo variegato, tanto è un mondo, come dire, in cui c'è una grande partecipazione, c'è una grande passione, talvolta ci si dimentica che è un gioco e delle volte, ecco, qualche problema nasce perché poi la sera telefonano, come dire, il 50% che ha perso per colpa degli arbitri, ma l'altro 50% che ha vinto grazie all'arbitro non telefonano non chiamano mai. Ecco, però vorrei dire che qualche problema, come diceva poco fa il Presidente, ecco, talvolta bisogna fare le analisi e non dimentichiamo che è un gioco alla fine, ecco, non è corretto che familiari sia di calciatori che degli arbitri alla sera debbono chiedersi se per caso debbono passare da qualche pronto soccorso. Questo non è giusto e che bisogna, come dire, lottare perché ancora la Sicilia, anche quest'anno, come dire, abbiamo questo bellissimo primato in negativo di essere la prima regione per numero di atti violenti nei confronti degli arbitri e dei dirigenti, quindi questa è una cosa seria, una cosa di cui noi vogliamo farci carico, io sicuramente vorrò farmi carico e che riguarda non solo il calcio dilettantistico, perché lì nel calcio dilettantistico sono gli attori, cioè non c'è più il pubblico che fa la violenza, ma sono i dirigenti, i calciatori. È da loro che deve partire un segnale positivo. Gli allenatori, visto che qui ne abbiamo premiato e anche tu sei un allenatore, voglio dire, hanno un ruolo importante in questo, così come ce l'hanno tanti dirigenti, perché io penso che loro possono controllare questi ragazzi. Mentre nel settore giovanile lì è un problema educativo riguarda i genitori, perché lì i problemi sono i genitori dei bambini. È giusto scindere il tutto. Allora io l'ho invitata già subito qui sul palco perché mi deve fare una premiazione molto speciale dedicata adesso al personaggio TV sportivo. Già dall'anno scorso abbiamo inserito questa figura perché ci sono tanti personaggi che si avvicinano allo sport facendo anche i commentatori, gli opinionisti e credo che il loro giudizio e il loro pensiero aiuti certe volte, spesso e volentieri, il calcio. E io invito qui sul palco perché è lui il personaggio TV della nostra manifestazione Penalty Awards, il dottor Ignazio Fonso. Buonasera dottore. Conosce il Presidente? Molto bene. Allora, ogni tanto si stacca uno dal lavoro e il suo è molto impegnativo alla Procura di Agrigento, però io credo che fa piacere sentire spesso e volentieri il parere di qualcuno che poi alla fine non è proprio un allenatore. Credo che arrivi più diretto il commento e l'opinione. Ma il calcio non è solo quello che vediamo, ci sono anche degli aspetti culturali che non vanno sottovalutati, grandissimi scrittori, uno è morto di recente, Edoardo Galeano, lo hanno sublimato in grandi opere che vale la pena di leggere e apprezzare, quindi è un passatempo, è un modo per così spezzare la monotonia dell'attività quotidiana. Lei ogni tanto ha bacchettato questo Catania, adesso non siamo qui nella sede giusta per ritornarlo a dire, però penso che sia arrivata un po' la critica, positiva in questo senso per lei. No, ma non si tratta di bacchettare o meno, si tratta di fare delle considerazioni che credo siano alla portata di tutti. Siamo qui in una serata in cui si premia il calcio giovanile siciliano, il calcio dilettantistico, e mi piace mi veniva in mente poco fa questo pensiero. Sono stato di recente, per motivi personali, in Spagna, in particolare a Bilbao, no? Bilbao ha una delle 3 squadre in Spagna che non sono mai retrocesse dalla Liga, con 8 scudetti, un enorme numero di Coppe del Re. A Bilbao giocano solo calciatori baschi o comunque da recente di formazione basca, cioè vi è una grande sinergia all'interno delle
Euskadi, del Paese Basco, per valorizzare i giovani e il prodotto locale. Ecco, sarebbe piacevole se questo avvenisse anche da noi, piuttosto che fare le colonie di argentini o brasiliani. E un precedente c'è, ahimè molto lontano, 30 anni fa, ma una squadra formata solo da siciliani vinse un campionato alla guida di Zeman ed era il Licata. Infatti, storico Licata. Allora, a questo punto, grazie anche al Presidente, le consegniamo questo premio alla carriera TV speciale. Ignazio Fonso. Ok, grazie, grazie. Ci vediamo dopo allora. Allora io giustamente mantengo la promessa e la richiamo qui sul palco alla nostra Valentina Scialfa perché giustamente sono sopraggiunti altri impegni. La invito qui sul palco perché prima di proseguire con le altre nomination riguardanti il campionato di eccellenza colgo l'occasione per farle premiare una scuola calcio, la scuola calcio che tra poco vado a presentare, prego accomodati, è una scuola calcio giovanile di Belpasso che hanno creato a Belpasso veramente un gruppo di lavoro bellissimo. La prima squadra tra l'altro è andata molto bene, ha vinto anche la Coppa Sicilia, quindi il prossimo anno sarà nel campionato di promozione, ma hanno una scuola calcio talmente piena di bambini che è diventata un punto di riferimento di tutti i paesi etnei. Quindi invito qui sul palco la scuola calcio Belpasso. Dovrebbe esserci qualche rappresentante, eccola qui, perfetto. Vedo Sergio, vedo tutti gli altri. Venite tutti, anche i ragazzini. A Belpasso hanno una struttura bellissima, campo sintetico, insomma, meglio di così non può andare. E lavorano con un gruppo di tecnici veramente molto preparati. Eccolo qua il direttore generale del Belpasso, Sergio Anfuso, accompagnato dagli altri dirigenti, da tanti giocatori. Mettiamoci un po' più avanti, salve, mettiamoci un po' più avanti. Era giusto questa fotografia con tutti questi ragazzini, no? Soprattutto con loro. Allora a questo punto una battuta sul fatto che bisogna lavorare sui ragazzini. No, in realtà io peraltro ho la delega sia alla scuola che allo sport, quindi la progettualità che abbiamo sviluppato è ampia. Io volevo anche aggiungere e condividere ciò che aveva detto poc'anzi il Presidente, che c'è certamente una responsabilità anche negli eventi e negli episodi di violenza da parte dei genitori. Diamo oltre al messaggio importantissimo di fare squadra, di valorizzare lo sport, ma diamo in modo forte questo messaggio della non violenza in generale. Noi vi anticipo che a brevissimo adotteremo una delibera al Comune di Catania dove intendiamo a mezzo impianti sportivi cercare di promuovere il messaggio della non violenza, che possa riguardare la non violenza sulle donne, la non violenza sugli stadi, la non violenza sui bambini, la non violenza sugli anziani. Però credo che il mondo dello sport sia davvero un mondo in cui i messaggi di solidarietà, i messaggi di cultura dello sport possono arrivare e sono assai importanti. Il lavoro che va fatto nelle scuole per una diffusione di una profonda e importante cultura dello sport, ma anche cultura dell'educazione, dello sapere stare insieme, del condividere, del fare squadra, del saper perdere e del saper vincere, credo che parti proprio dalla scuola. Voglio ricordare brevissimamente che 6 mesi addietro noi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, l'abbiamo ospitato all'interno della scuola. Gli interventi sono stati interventi che hanno mirato proprio a far sì che ci potesse essere un'importante sinergia anche con il CONI. Abbiamo sviluppato una progettualità significativa e importantissima con tutti i settori. Il Presidente Russo lo sa, con tutti i settori dello sport, anche i piccolini li abbiamo educati davvero ad amare lo sport. Perfetto, allora a questo punto la battuta intanto la faccio con il direttore generale, in modo che così diamo anche giusto merito a questo Belpasso che ha vinto la Coppa Sicilia, il prossimo anno il campionato di promozione. Un saluto naturalmente anche al Presidente Minervini, perdonami, è stato un anno straordinario. È stato un anno straordinario, ma come sempre ogni anno può essere sempre migliore dell'anno precedente,
Quindi il gruppo che si è creato quest'anno dalla prima squadra, tutto il settore giovanile e comunque anche la squadra calcio è un gruppo molto importante, creato da persone per bene, da persone che amano questo sport e che lo fanno solo ed esclusivamente per la passione di questo sport, non per altri pensieri che magari non fanno parte di questo sport. È giusto, è giusto. Allora consegniamo la targa alla dottoressa Scialfa, che la consegna a Sergio Anfuso in rappresentanza del Città di Belpasso come settore giovanile. Grazie, grazie, grazie ragazzi, buon lavoro, buona stagione, buona stagione. Allora Valentina Scialfa, un attimo soltanto, perché anche per te abbiamo un ricordo per la tua presenza, la consegniamo subito, la targa di partecipazione a Valentina Scialfa, a Sassuolo Sport del Comune di Catania, che ha patrocinato l'evento del Penalty Awards. Grazie, gentilissima, grazie, grazie, grazie. Dobbiamo correre perché adesso è il momento di conoscere il campionato di eccellenza e invito qui sul palco subito Mario Cardone, che ce lo racconta come al solito in 100 secondi. 100 secondi che permetteranno di conoscere l'andamento di questa stagione nel campionato quasi professionistico, perché molti dicono che l'eccellenza sia un campionato professionistico. Diciamo che l'appassionato del campionato di eccellenza quest'anno il giovedì sapeva due cose: che il Siracusa se la sarebbe battuta fino all'ultimo con lo Scordia, e così è stato, e che Totò Scillufo avrebbe segnato un gol domenica, e così è stato, 35 gol stagionali. È stata una bellissima battaglia che si è conclusa dal Contresso con quel gol benedettissimo e maledettissimo che ha condannato lo Scordia, per così dire, e premiato il Siracusa. Il resto, ovvero sia la vittoria del campionato da parte del Marsala e i playoff del Mazzara, è quasi storia, perché lo Scordia ancora è in gioco. Benissimo, grazie Mario, ci vediamo dopo per i saluti. Allora vado subito a chiamare qui sul palco colui che premierà il miglior portiere del campionato di eccellenza, Augusto Onorati, che è il presidente dell'AIAC di Trapani. Augusto Onorati, eccolo qua che ci raggiunge. Viene da Trapani, ha fatto una lunghissima strada, però non voleva assolutamente mancare a questo evento del Penalty Awards. Ciao Augusto, vieni centrale. Allora Trapani vive anche un momento positivo, la squadra va bene in Serie B, tutto l'entourage del dilettantismo comunque va bene. Assolutamente sì, intanto vorrei dare un saluto e portare il saluto dell'AIAC regionale, soprattutto col nome di Benedetta Bisso, il nostro presidente, e tutti i presidenti provinciali. Il Trapani Calcio sta andando bene, fortunatamente. Mi dispiace un po' per il Catania, però siamo in vantaggio di 1 punto, 2 punti. Va bene, va bene. E questo qua ci vive onore. E poi abbiamo tutte le squadre dei dilettanti che hanno fatto benissimo. Mi dispiace per il caro amico Nicola che non è riuscito ad andare oltre il Nardò. Però è sempre una bella soddisfazione. La società si è meritata con pochissimi soldi di avere un grande allenatore e una grande squadra. E se lo dice il presidente dell'AIAC di Trapani dobbiamo crederci. Allora consegniamo la busta al presidente Augusto Onorati. Non l'aprire perché adesso chiamo qui sul palco chi sono in nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Miglior portiere. Nomination per Virgilio Vitale, Città di Siracusa, Andrea Rizzuto, Pro Favara e Giovanni Maltese, Sport Club Marsala. Ci raggiungono qui sul palco. Giovanni Maltese, Andrea Rizzuto e Virgilio Vitale. Tra poco conosceremo il nome del portiere che vince il campionato di eccellenza. Rizzuto, Virgilio, problemi con la mano? Il portiere si... Eccolo qua. Salve. I complimenti fra di voi. Giovanni Maltese, Andrea Rizzuto, Virgilio Vitale, Città di Siracusa. Allora, devi aprire questa busta che è molto pesante perché il ruolo del portiere in eccellenza è un ruolo molto determinante. Vince per quanto riguarda la categoria eccellenza Giovanni Maltese dello Sport Club Marsala. Giovanni Maltese, consegniamolo chiaramente a Augusto la targa che la consegna a Giovanni Maltese, eccola qui. Rimanere comunque tra i tre è sempre una cosa importante, non prendetela come una sconfitta ragazzi, tra l'altro voi avete fatto un campionato bellissimo. Consegniamo anche le targhe per quanto riguarda gli altri due nominati nella categoria portiere, Vitale e Rizzuto.
Andrea Rizzuto, perfetto. Consegniamo l'altra per Virgilio Vitale. Una battuta velocissima. È stata una stagione vostra anche importante a Favara comunque, credo, no? Importantissima e molto al di là delle aspettative, perché siamo partiti con l'ambizione semplicemente di raggiungere una salvezza tranquilla e poi alla fine abbiamo raggiunto i playoff e siamo usciti contro una signora squadra che è la San Cataldese. Certo, e tra l'altro insomma raggiungere i playoff è sempre come se avesse vinto il campionato una squadra, mentre invece voi insomma fino all'ultimo, quasi a tempo scaduto, avete portato a casa questa benedetta vittoria finale del girone. Sì, è stato un campionato bellissimo, vincente, combattuto, ce la siamo giocati fino all'ultimo contro un ottimo Scordia, però alla fine ce l'abbiamo fatta e meno male per noi. Soddisfazione a 360 gradi e adesso invece una battuta con lo Sporting Club Marsala, Coppa Sicilia e campionato, insomma stagione da incorniciare. Tutto quello che c'era da vincere penso che l'abbiamo vinto. Ringrazio anche al Mazzara che ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo, al mister, complimenti, che ci ha dato lo stimolo in più per affrontare ogni gara al miglior modo possibile. Bene, allora buon CND il prossimo anno. Complimenti ai 3 concorrenti, ai 3 nominati per il miglior portiere. Grazie, grazie. Abbiamo una targa ricordo per Augusto per la sua presenza qui al Penalty Awards. Augusto Onorati, presidente dell'AEC di Trapani. Grazie, grazie Augusto, a presto. Un altro riconoscimento dopo la vittoria del campionato di eccellenza. Sinceramente sono contentissimo, in primis per la vittoria del campionato e della Coppa. Abbiamo, non dico eliminato tutti nel nostro girone, con le potenzialità di un grandissimo allenatore che è Rosario Pergolizzi, che presumo lo conoscete anche voi. Come gruppo, come spirito di volontà e come sacrificio io lavoro, ho un'attività, ho cercato di mettermi di nuovo in gioco dopo 1 anno e mezzo che ero fermo, giocando pure in categoria superiore. Non c'era modo migliore di affacciarsi al CND in questo modo. Sì, la società era molto solida, i dirigenti hanno fatto un grandissimo lavoro nel fase degli acquisti anche a gennaio, prendendo anche giocatori come Giuseppe Arnone qualificati. L'unica cosa è che spero che faremo un campionato dignitoso anche in interregionale. Proseguiamo, adesso è il momento di conoscere le nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco per la premiazione, un difensore, un vecchio ex difensore, adesso fa tutt'altro, anche se sempre nell'ambito sportivo, parliamo di Sergio Regalbuto. Te l'avevo detto che ti avrei premiato e ti avrei fatto premiare i difensori, perché lui giocava da difensore, l'ho anche incontrato da avversario quando giocavamo a pallone ed eravamo piccolini ed era arcigno, mamma mia, pestava. Vecchi tempi, ricordi vecchissimi tempi. Buonasera a tutti. Allora, editore adesso di News Sicilia, che è stato molto vicino al penalty, noi praticamente la domenica sera in tempo reale, già alle 19, attraverso questa homepage del News Sicilia, che è un giornale online, davamo tutti i risultati e so che c'è stato anche un certo seguito da parte dei vostri fedelissimi. Sì, il seguito è stato inaspettato, devo dire, perché pur sapendo che la tua organizzazione è un'organizzazione perfetta, riesce a fare da traino per qualunque tipo di iniziativa tu possa mettere in cantiere, devo dire che in effetti non mi aspettavo che il nostro tipo di pubblico, di lettore, potesse anche dedicarsi al calcio giovanile, al calcio dilettantistico, perché si sa, le grandi vetrine sono quelle che attirano di più, soprattutto il lettore del web, che è un lettore veloce, ha bisogno di sapere le cose principali che lo circondano e purtroppo gli sport minori non sono mai considerate cose principali, mentre ho sentito ribadire più volte qui stasera, e giustamente, che occorre ricordare, tenere presente e non sottovalutare mai che quelle vetrine all'apice si raggiungono solo ed esclusivamente passando da queste basi, che sono le basi del futuro, quelle che poi proiettano le stelle del domani. È vero. Allora diamo subito la busta a Sergio Regalbuto ed io invito qui sul palco i 3 nominati quale miglior difensore del campionato di eccellenza. Salgono qui sul palco Giuseppe Cocuzza, Ciriale Calcio, Angelo Balistrieri, Castelbuonese e Francesco Bertolo del Città di Scordia.
società che si sono comportate in maniera ottimale, devo dire, in questa stagione 2014-2015. Salve, salve, salve. Allora cerco di ricordare, lui è Balistrieri, tu sei Bertolo e lui è Cocuzza, Ciriale. Allora, sei pronto per aprire questa busta? Allora, il premio, innanzitutto diciamo che è il premio Vincenzo Del Vecchio, dedicato a Vincenzo Del Vecchio, miglior difensore per la categoria eccellenza, Francesco Bertolo, Città di Scordia. Città di Scordia, bene. Della busta a me, grazie. Eccola qui. La consegniamo a Francesco Bertolo, ieri è andato un po' maluccio, però sicuramente vi rifarete al ritorno. Francesco Bertolo, miglior difensore per quanto riguarda il campionato di eccellenza, grazie, rimani qui. Consegniamo anche le altre due targhe tramite Sergio Regalbuto ai due partecipanti che sono Cocuzza della Ciriale e l'altro la scambiamo. Lui è Giuseppe Cocuzza, perfetto, benissimo, ok. Allora, una battuta velocissima, prima la facciamo con Aciriale. Potevamo fare decisamente meglio, purtroppo è andata così ormai, si pensa all'anno prossimo. Benissimo, non mollate, mi raccomando, perché rappresentate anche la storia del calcio siciliano. Beh, tu sei reduce dal torneo nazionale juniores, hai fatto un campionato con la Castelbonese bellissimo ed era giusta la tua presenza qui, sei contento? Sì, molto, grazie. Adesso che farai da grande? Non si sa, dipende da quest'anno. Tra l'altro so che sei in prestito alla Castelbonese, quindi non si sa come andrà. Bertolo, hanno detto, perché sono arrivati i dati dall'AEC, che tu non hai fatto un campionato normale, hai fatto un campionato stratosferico. Cioè, ma tu ti droghi oppure sei così che insomma ti diverti? Sì, ho fatto qualche gol in più, è andata bene. Sì. Sei contento? Sì, contentissimo. Hai fatto un bel campionato. Adesso mi raccomando, la partita di ritorno sarà difficile, una partita col Nardò quasi... insomma, dobbiamo sperare bene, non mollate, adesso avremo anche il mister che ci dirà qualcosa. Grazie ragazzi, complimenti. Allora Sergio, anche per te una targa ricordo per la straordinaria collaborazione con News Sicilia all'interno della trasmissione Penalty, e che dirti, la prossima volta che giochi difesa qualche calcio in meno. Faremo del nostro meglio. Grazie, buonasera a tutti e complimenti a Ettore Tortorisci. Grazie Sergio, grazie, gentilissimo. Francesco Bertolo, il difensore che non suda mai, sempre in controllo. Quest'anno però ci sono state tante emozioni che certe volte magari il controllo l'hanno fatto perdere. Che stagione è stata per te, Francesco? Sì, è andata bene quest'anno, peccato che alla fine abbiamo perso il campionato, però dai, ci rifaremo domenica per i playoff, speriamo che va bene. Allora adesso passiamo al ruolo del centrocampista ed invito qui sul palco per premiare appunto il miglior centrocampista della stagione il presidente degli arbitri siciliani, parliamo di Pippo Raciti. Buonasera Presidente. Com'è stata la stagione, a parte la parentesi Vittoria Paternò che non vogliamo ricordare perché sicuramente è da bocciare, però credo che poi sostanzialmente la stagione degli arbitri, questa nel campionato di eccellenza di promozione e prima categoria, non sia andata malissimo. Intanto buonasera a tutti e complimenti veramente per questa bella manifestazione che è una vetrina importante per il calcio dilettantistico, quello che ci appassiona molto di più. Per quanto riguarda i campionati, sono sempre molto interessanti i campionati di promozione, eccellenza, prima categoria, perché ci sono molte province che rappresentano tante realtà diverse, Siracusa e quant'altro. Per quanto riguarda noi, cerchiamo di dare sempre un ottimo servizio a quella che è il nostro ruolo, la nostra funzione, dove mettiamo 5 caratteristiche che sono sempre la passione, la voglia di migliorarci sempre, perché alla fine lo scopo è quello di dare un servizio migliore alla federazione, questo è il nostro compito. E sicuramente ci riuscite. Consegniamo la busta a Pippo Raciti, presidente dell'AIA, e vado subito a leggere le nomination per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Parliamo del ruolo del centrocampista. Sono in nomination Giuseppe Arnone, Sport Club Marsala, Francesco Cardia, Igea Virtus e Marco Licausi del Mazzara.
Adesso tra poco scopriremo chi vince. Venga un po' più avanti, Presidente, perché tutti si imbucano da quella parte. Eccoli qui, Francesco Cardia, Arnone ed infine Licausi. Sono tutti giovani, evidentemente l'Ajax ha scelto bene perché è i giovani che devono avere giustamente questa passerella. Siamo pronti, apriamo questa busta e sveliamo subito il nome di colui che vince. Allora, il miglior centrocampista, categoria eccellenza, vince il calciatore Marco Licausi, società Mazzara. Eccolo qui, di a me. Consegniamo a Marco Licausi la targa come miglior centrocampista della stagione 2014-2015. Grazie. Anche per Arnone, rimanete qui, anche per Arnone e Cardia, la partecipazione è già un successo. Consegniamo chiaramente ad Arnone, centrale, benissimo, e Francesco Cardia, l'altra targa. Ok, una battuta veloce con i giovani di questa categoria. Allora, IGA Virtus, Barcellona Pozzo di Gotto lo sappiamo tutti, è una grandissima realtà, avete fatto quasi un mezzo scherzo allo Scordia, non ce ne vogliono chiaramente gli amici di Scordia, ed è la dimostrazione che il calcio è sempre pulito e sempre vero. Sì, questo sì, noi abbiamo lottato fino all'ultima partita, poi pur essendo una squadra giovane abbiamo fatto un ottimo campionato classificandoci alla terza posizione. E quindi è già un successo. Arnone è ripartito con la Castelbonese, poi ti sei trasferito a Marsala e hai vinto il campionato. Insomma, scelta migliore non poteva succedere. Certo, sono contento di aver fatto questo passo e che dire, contento di aver fatto un campionato ottimo con la vittoria del campionato e della Coppa. E adesso il prossimo anno vi aspetto un difficile campionato CND. Allora Marco, primo classificato, che dire, sei giovanissimo, potrebbe essere l'inizio di una bella carriera, no? Ma lo spero, quest'anno abbiamo fatto un grande campionato, poi purtroppo nella semifinale nazionale abbiamo perso col Nardò, tra l'altro con 2 pareggi, ma vedremo l'anno prossimo. E sicuramente ci sarà l'energia giusta per disputare un grande campionato. Grazie a Marco Licausi, Giuseppe Arnone e Francesco Cardia. Presidente, non vada via perché abbiamo una targa anche per lei per la sua bella partecipazione al Penalty Awards 2015. Grazie. Grazie a Pippo Raciti, grazie ancora. Grazie. Vincitore del premio come miglior centrocampista del campionato d'eccellenza Marco Licausi, un classe 95. Questo è forse un segnale importante che il calcio siciliano forse non è così ostile verso i giovani. Sì, ho vinto questo premio inaspettato. Quando mi hanno chiamato mi era sembrato quasi un sogno, poi siamo arrivati qua, ho vinto e quest'anno ho fatto un buon campionato anche grazie alla fiducia che mi ha dato il mister e niente, speriamo che sia l'inizio di un buon futuro. E adesso subito conosciamo colui che premierà gli attaccanti del campionato di eccellenza. Invito qui sul palco un amico di Penalty, Franco Anastasi. Eccolo qua. Franco Anastasi che segue per il giornale, il quotidiano La Sicilia, il calcio in maniera fantastica. Lui sì che lo racconta e conosce tutti, ma dico tutti quelli del calcio dilettantistico ed è contento che sia nato un premio dedicato appunto al calcio dilettantistico. Franco Anastasi tra l'altro l'anno scorso premiato come premio stampa. Allora Franco, salve, una battuta veloce Franco. Il campionato di eccellenza hai detto tutto tu. Ti conoscono tutti. No, scusa, non è vero. Mi conoscono in pochi. Mi conoscono soltanto telefonicamente quando faccio le interviste o nelle trasferte. Però è anche vero che insomma il calcio lo conosci, quello dei dilettantisti. Stamattina mi sono sentito con Terranova, che è la prima volta che vedo di presenza. Sì, lo seguo da tanti anni, il calcio dilettantistico lo faccio, credo nel migliore dei modi possibili, almeno per quanto è la mia sempre con garbatezza, questa è la cosa più bella. Credo proprio di sì. Benissimo, allora ti diamo subito la busta per conoscere tra qualche istante il nome dell'attaccante che vince la categoria appunto di eccellenza. Do subito le nomination, è stata una
durissima battaglia. Vedremo chi alla fine l'ha spuntata. Nomination per Antonino Carbonaro, Sporting Viagrande, Daniel Aleo, Giarre Calcio e Totò Scillufo della San Cataldese. È una nomination molto ingarbugliata questa, perché qui abbiamo dei bomber tra i 20 e i 25 gol, per cui insomma è stata veramente molto difficile la scelta da parte dell'Ajax. Si tratta di tre attaccanti veramente tali, perché sono abituati sempre a fare gol. Diciamo che è un trio delle meraviglie, chi insomma ha la fortuna di averli in squadra tutti e tre insieme rischia di fare veramente il trittico come Messi, Neymar e Suarez. Allora siamo pronti, apriamo questa busta e comunichiamo il nome di colui che vince nel ruolo dell'attaccante campionato di eccellenza, dedicato a Stefano Borgonovo, nome importante, un bomber di razza. Esatto, alla memoria. Allora vince miglior attaccante categoria eccellenza Totò Scillufo, San Cataldese. Complimenti, consegniamo a Totò Scillufo la targa della partecipazione vincente in questo caso al Penalty Awards, e consegniamo anche le altre due targhe a Carbonaro e Aleo, che hanno disputato anche loro, devo dire, un campionato bellissimo. Allora Carbonaro, Sporting Viagrande ed infine Aleo. Una battuta subito anche con il vincitore. Allora, da San Cataldo, per cui insomma non tanto vicino, però il tuo nome è arrivato forte e potente nel mondo del calcio dilettantistico. Sappiamo tutti che quando un attaccante fa belle prestazioni ma non fa gol non suona bene. Sono contentissimo e ringrazio i miei compagni, perché 35 gol stagionali non è una cosa che succede tutti i giorni, tra cui 28 in campionato, e sono molto orgoglioso di questo e faccio comunque complimenti ai ragazzi, che penso che in eccellenza andare in doppie cifre, sforare 14-15 gol sia tanta roba, e quindi faccio i complimenti a loro e penso che meritino una grande squadra. Giusto, giusto. L'anno scorso sei stato vincitore, ma quest'anno anche in nomination, quindi vuol dire che sei un bomber di razza. Carbonaro. E infatti pure quest'anno mi sono confermato nei candidati dell'eccellenza. Spero di rifarlo l'anno prossimo. Magari vincendo, no? Aleo, Giarre, bella stagione, i gol non sono mancati, insomma fanno parte ormai del tuo DNA. Sì, fanno parte del mio DNA, speriamo che l'anno prossimo sia come quest'anno sia. Non vogliamo neanche sapere dove sarà il prossimo anno, perché non facciamo calciomercato qui. Grazie ai nominati per quanto riguarda la categoria attaccanti. Grazie a Leo, salutiamo tutti, salutiamo ancora, complimenti, mettiamoci al centro perché abbiamo una targa ricordo anche per te, per la tua partecipazione al Penalty Awards 2015. Franco Anastasi, grazie Franco, gentilissimo, grazie ancora, grazie ancora. Chi ha segnato e chi doveva segnare? Ha segnato Totò, 35 gol, una stagione nauseante per gli avversari, sicuramente importante per te. Ti ha reso più felice questa stagione di calcio, Totò? Nauseante per te, non per me, perché quello è un vizio che spero di non perdere mai. No, sono molto contento, molto soddisfatto, però tutto questo è dovuto a una grande organizzazione di squadra. Lo dedico più che altro a mio papà. Non l'ho mai fatto in vita mia, è la prima volta che lo voglio fare qui, perché mi ha insegnato ad essere prima una grande persona e poi un grande calciatore, e penso che nello sport sia la cosa più importante. Dopo naturalmente va ai miei compagni e alla San Cataldese, perché il massimo per un giocatore, per esprimersi nel migliore dei modi, sia avere la serenità, la tranquillità. Non tutte le squadre dilettanti ci riescono, perché capisco che le condizioni sono difficili, però quando riesci ad avere serenità, stare bene in una società, un giocatore che ha le qualità riesce a esprimersi al meglio. Proseguiamo, adesso è il momento di conoscere un'altra categoria, quella degli allenatori, ed invito qui sul palco un allenatore molto bizzarro, una carriera alternata alla TV e anche al campo.
Mario Vitale. Eccolo qua che ci raggiunge. Mario Vitale. L'anno scorso ha vinto il premio come personaggio TV, adesso ti ho messo a premiare l'allenatore dell'eccellenza. Guarda che è un ruolo importantissimo, tu l'hai fatto, sei stato esonerato, hai vinto campionati, sei un personaggio a 360 gradi, già l'ho detto lo scorso anno. Io ti ringrazio, che vuoi, adesso mi tocca premiare, sì, mi tocca premiare. Beh, guarda che però è una bella categoria. Consegniamo la busta a Mario Vitale perché io chiamo subito i 3 che sono in nomination quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Allora, sono in nomination Natale Serafino, Città di Scordia, Nicola Terranova del Mazzara e Giuseppe Anastasi del Città di Siracusa. Eccoli qui che ci stanno raggiungendo. Saliamo sul palco, gli allenatori devono essere anche loro veloci e scattanti. Si sono incontrati giustamente Natale Serafino, Scordia, Nicola Terranova del Mazzara e Giuseppe Anastasi del Città di Siracusa. Allora, vieni qui perché tra poco dovrai svelare questo nome. Allora, playoff, finalissima nazionale, vincitore del campionato di eccellenza con il Città di Siracusa e vincitore dei playoff e poi purtroppo si è andata male nella semifinale nazionale. Adesso hanno loro la brutta gatta da pelare, però voi non mollate, vi conosco Natale, sarà veramente molto difficile. Allora apriamo questa busta e diamo subito il nome perché dobbiamo stringere con i tempi. Allora vince la palma quale miglior allenatore del campionato di eccellenza, con grande merito anche per gli altri 2 che non lo vincono ma che sono in nomination. Giuseppe Anastasi. Giuseppe Anastasi del Città di Siracusa. Consegniamo, complimenti Giuseppe, dammi a me questa, consegniamo la targa a Giuseppe Anastasi, la consegniamo, ci vuole, consegniamola perché lui l'ha vinto il campionato alla grande. Ok, perfetto. E adesso le altre 2 targhe, lo stesso Mario Vitale le consegnerà a Nicola Terranova del Mazzara e a Natale Serafino del Città di Scordia. Ok, una battuta veloce, la facciamo subito con Nicola. Nicola, però raggiungere la parte finale della stagione giocandolo con un'altra squadra dall'altra parte quasi dell'Italia fa sempre piacere, comunque è sempre una bella passerella a prescindere dal risultato finale. Sì, a prescindere da tutto abbiamo fatto un grande campionato, ci siamo scontrati forse probabilmente con la squadra migliore che è strutturalmente già preparata per un campionato di Serie D. Poi tra l'altro se avessi avuto il campo a disposizione non me ne vogliano gli amici di Marsala, probabilmente mi sarei giocato già il campionato con loro, però è andato così, già stiamo lavorando per il futuro e per un Mazzara grande. Tra l'altro so che avete una squadra giovanissima. Allora Natale, non vogliamo parlare di domenica, non vogliamo parlare neanche di quello che succederà giorno 14, dico soltanto che comunque lo Scordia ha fatto un campionato da mettere su un piedistallo e dire anche noi quest'anno abbiamo fatto un bel calcio. Ma sicuramente abbiamo vissuto una stagione straordinaria, abbiamo lottato contro una grande squadra allenata benissimo da Giuseppe, ci abbiamo tentato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta anche per bravura dell'avversario. E quindi questo è un onore che giustamente dobbiamo dire a Giuseppe. Giuseppe, è un'altra stagione importante a Siracusa, una piazza importante, non sappiamo neanche cosa succederà la prossima stagione, non lo vogliamo dire perché questa non è una serata da calciomercato, ma è una serata di riconoscimenti. A chi vuoi dedicare questo premio di questa bella vittoria? Ma questa vittoria la dedico sicuramente a mia moglie Sabina che è qui e ai miei figli. Però volevo dire a Natale Serafino che innanzitutto hanno fatto un campionato secondo me straordinario, anche adesso che hanno i playoff, ma io conosco lui che ha il carattere di uno che non si arrende mai, quindi gli auguro veramente di fare una gran partita e nella vita e nel calcio si possono anche ribaltare i risultati. Sarà difficile ma secondo me loro col carattere che c'ha se Natale secondo me se la giocheranno fino alla fine. Perfetto, grazie Giuseppe Anastasi, vincitore per quanto riguarda, grazie, la categoria allenatori. Perfetto, grazie, rimani qui perché ho una targa anche per Mario Vitale
che è venuto a trovarci anche per questa stagione. Hai 30 secondi di tutto quello che vuoi, dopodiché devi per forza lasciare questo palco. Io lo voglio dedicare a chi? A un mio carissimo amico che è Umberto Techini, che è stato il mio mentore, e lo dedico anche a te. Grazie, grazie, grazie a Mario Vitale, grazie. Mister Anastasi, che bella lotta è stata e quanto è stato difficile tenere insieme questo gruppo formato anche, come sappiamo, da grandissimi giocatori. No, ma guarda, tenere questo gruppo mi è venuto forse la cosa più facile, anche perché c'avevo giocatori che c'avevo da 2-3 anni. Mi riferisco a quei giocatori che magari oggi non sono nominati, ma io parlo di Fabio Arena, Vincenzo Montella, Vitale, Zappalà, Pettinato e via discorrendo, da Costa, ma ne potrei dire continuo, potrei dire un po' tutti. Quello che secondo me ci ha dato l'arma vincente in più sono stati i giovani. Noi abbiamo avuto secondo me dei giovani importanti, a partire da Marco Palermo, Petrullo, Liistro, Santa Maria, giocatori che secondo me, me ne dimentico qualcuno, ma ragazzi nomino veramente quasi tutti quanti. Dico che quest'anno abbiamo fatto un miracolo, ma non per la squadra che avevamo, perché la squadra è una squadra importante, un miracolo perché arrivato a un certo punto lo Scordia ci aveva raggiunto, ci aveva anche scavalcato, quindi fare le ultime 2 partite Rosolini in casa San Pio secondo me non erano 2 partite semplici dopo la sconfitta, l'unica sconfitta che avevamo fatto a Barcellona Pozzo di Gotto. Adesso è il momento di conoscere il gruppo delle nomination sul miglior dirigente del campionato di eccellenza, ed invito qui sul palco per premiare il miglior dirigente Roberto Bellomo dell'Ajax di Caltanissetta. Caltanissetta è riduttiva, riduttiva. Allora Roberto, la serata devo dire ha regalato momenti anche di grande sportività da parte di tutti gli atleti, che comunque anche non vincendo hanno dimostrato che il penalty awards può diventare anche un piccolo punto di riferimento per il calcio dilettantistico. Sì, questo sicuramente. Sicuramente ti costringerà a cambiare un po' la scenografia e inserire qualche giovane premiato dei nostri siciliani tra allenatori e giocatori, perché c'è qualcuno che noi giovani non lo conosciamo. È vero. Visto che si occupa dei dilettanti, qualche foto casomai di qualcuno che auguriamo che faccia carriera, ben venga. Così è proprio una sicilianità, mettiamo un doc. Un doc, perfetto. Allora la busta, consegniamo la busta quale miglior dirigente, non l'aprire perché adesso vado a leggere subito i 3 nominati miglior dirigente categoria eccellenza. Abbiamo Gaetano Albergamo, città di Siracusa, Nello Parisi, città di Scordia, Matteo Gerardi, Sport Club Marsala. Città di Siracusa, Albergamo, Nello Parisi, città di Scordia, e qui sta per arrivare adesso Sport Club Marsala per quanto riguarda il miglior dirigente. Il miglior dirigente. Salve direttore. Allora, siamo pronti? Apriamo questa busta e comunichiamo il nome di colui che vince la palma come miglior dirigente del campionato di eccellenza. E allora, miglior dirigente, categoria eccellenza, Matteo Gerardi, Sport Club Marsala. Perfetto. Eccola qui, la targa, consegniamo la targa a Roberto Bellomo, sarà lui a consegnarla a Matteo Gerardi del Sport Club Marsala. Perfetto, e anche le altre 2 per ricordare la presenza all'interno di questo premio Penalty Awards. Nel frattempo una battuta subito con il vincitore. Direttore, è stata una stagione importante perché a Marsala adesso si ritorna a respirare forse il calcio che conta, no? Perché il CND è sempre un campionato impegnativo. Voi avete vinto la Coppa Sicilia, avete vinto alla grande anche il vostro girone. So che adesso dovreste anche pensare di progettare un campionato da vertice, come del resto Marsala vuole. Sì, Marsala è un blasone molto importante che nasce nel 1912, quindi c'è da fare grande calcio, quindi siamo pronti a cercare di fare una buona squadra in Serie D e quindi programmare nei prossimi anni la Lega Pro. Speriamo che ci riusciamo, siamo sulla buona strada. E questo sicuramente vi fa onore per rappresentare una bella provincia come quella di Trapani. Nello Parisi,
Vabbè, non voglio parlare di quello che è successo ieri, parlo invece di quello che potrebbe succedere con la nuova stagione, perché credo che il progetto Scordia non è un progetto che si può fermare adesso. Speriamo che non si fermi, sicuramente la volontà non è quella di fermarlo, perché l'ingegnere Gallo è partito con una programmazione abbastanza ambiziosa negli anni. È chiaro che serve il sostegno della città, la vicinanza di tutta la città e speriamo di fare delle belle cose negli anni. E sicuramente quest'anno l'avete fatto alla grande. Siracusa, all'ultimo istante questa promozione nel CND dopo tanto lavoro e anche tanti sacrifici. Sì, tantissimi, poi vincere all'ultimo secondo è stato bello veramente. E adesso alla prossima stagione? Vediamo in settimana di incontrare la proprietà e poi fare dei programmi. Bene, buon lavoro allora, complimenti ai dirigenti del campionato di eccellenza. Grazie a voi. Rimani qui perché abbiamo una targa per la tua partecipazione al Penalty Awards. Roberto Bellomo, grazie a te, complimenti, grazie. Un riconoscimento importante dopo un anno ancora più importante. Sì, una bella soddisfazione essere premiati come miglior dirigente dell'eccellenza, sono contento essere in questo palcoscenico importante di Catania, mi auguro di poter continuare a fare bene e il prossimo anno magari poter riparlare del Marsala Calcio che magari ha fatto bene anche in Serie D. Grazie mille e complimenti ancora. Adesso qui Giuseppe mi porta il leggio perché ho da chiamare subito il premio dedicato alla stampa e lo faccio con un amico di Penalty, lo abbiamo conosciuto praticamente nella giornata di oggi ed è veramente una persona che credo possa veramente rappresentare l'innovazione nella FIGC regionale. Santino Lopresti, che rinvito qui sul palco. Allora, Presidente, dobbiamo a questo punto invitare qui sul palco colui che vince il premio dedicato alla stampa. La stampa è sempre molto importante nel calcio dilettantistico, non soltanto nel calcio dilettantistico. Lui è un amico, una persona che insomma è stata presente nell'ambito calcistico televisivo per oltre 25 anni, è un volto conosciuto ed è un onore averlo qui nel nostro Penalty Awards. Umberto Techini. Eccoci qui. Soltanto complimenti a tutti coloro che sono intervenuti perché veramente hanno rappresentato qui il meglio del calcio siciliano, come diceva qualcuno qua sopra, la passione, l'amore, lo diceva Valentina Scialfa in particolare, quindi veramente tanta passione perché soldi non ce ne sono più, Presidente Lopresti, non ce ne sono più, soldi tra i dilettanti sono finiti, rubinetti chiusi. E quindi insomma veramente un plauso a loro, a te che organizzi questa manifestazione che ha un eco siciliano a 360 gradi e quindi stampa importantissima perché oggi l'immagine e la comunicazione soprattutto tra i dilettanti è vitale, di vitale importanza anche perché è cambiato il modo di usufruirne, non soltanto con i giornali e le tv ma anche attraverso i social e credo che Penalty sia in prima linea. Complimenti. Grazie Umberto. È vero che non ci sono più i soldi, però c'è un'attenzione, l'assessore Scialfa mi pare che ogni volta che interviene alle nostre iniziative sportive ha una grande attenzione, non solo l'amministrazione, poco fa ha dato una delle iniziative che ha fatto l'amministrazione, di questo non gliene va dato atto non solo al sindaco ma diciamo a tutta l'amministrazione, quella di ridurre notevolmente i costi degli impianti, ma anche poco fa Valentina, ecco, ogni volta un intervento puntuale, un intervento innovativo, questo sulla violenza mi pare estremamente importante, noi saremo molto vicini per quello che c'è possibile, mi pare coniugare il mondo della scuola col mondo dello sport è estremamente importante, così tutti gli sportivi che sono stati qui e che veramente dotati di passione, che io ringrazio così anche come voi giornalisti, fondamentale per diffondere questo, ma anche la cultura, ecco, nello sport la violenza e lo sport non vanno in parallelo, ma sono in contrasto, questo lo si sappia e mettiamocelo bene in testa a tutti i livelli. Assolutamente, allora consegniamo il premio stampa ad Umberto Techini nel contesto del Penalty Awards 2015 a Umberto Techini, eccolo qua, consegniamolo
amico di Penalty e della sua bella realtà che è Sicra Telecomunicazioni. Ok, grazie. E consegniamo anche a Santino, com'è? Se l'è consegnato da solo, è una targa ricordo. Grazie, complimenti ancora, grazie Umberto, grazie Umberto. Allora, dobbiamo adesso a questo punto chiamare un altro premio che abbiamo istituito in questa stagione, in questa seconda edizione del Penalty Awards, ed è un premio dedicato ad un uomo per lo sport. Ed invito qui Nello Russo, che è il presidente dell'Orizzonte Catania, nonché nome conosciuto di Catania al vertice. Eccolo qua il presidente Nello Russo, l'abbiamo fatta aspettare, ci perdoni, ma più veloce di così non posso andare. Allora, presidente, io credo che comunque presenti qui nel contesto del Penalty Awards aiuti anche il progetto di Catania al vertice, che rimane a questo punto un obiettivo importante per molti presidenti di alcune società. Io ritengo che tutte le presenze in tutti i premi, in tutte le trasmissioni, chiunque faccia notizia sia importante. Partecipare prima di tutto per onorare il lavoro degli altri, il vostro lavoro, che è un lavoro splendido e se non ci fosse sarebbe una tragedia. E poi per onorare lo sport e per aiutare lo sport. Quindi siccome io sono messo qua proprio per sostenere e aiutare lo sport, grazie. Grazie a lei Presidente. E io invito qui sul palco colui che vince il premio come uomo per lo sport, un uomo per lo sport, un carissimo amico Nino Cannavò. Eccolo qua. Chi non conosce Nino Cannavò? È un carissimo amico, una persona che ha amato lo sport in maniera straordinaria e ancora tuttora ha un'energia straordinaria. Io mi sorprendo sempre di più. Nino, la facevi un po' più veloce questa strada qualche anno fa, adesso sei un po' più... Ecco. Sono vecchio. Mettiamoci un po' più al centro. Ok. Allora Nino, è un premio dedicato a te che sei un uomo per lo sport. Ma io non penso di meritare questo. E invece sì. Assolutamente no. Sì. Perché qua il premio è andato a prima categoria, seconda categoria, eccellenza, tutti dilettanti. Ma io cosa c'entro? Beh, tu sei stato un uomo dello sport, lo sei ancora tuttora, perché i tuoi consigli servono tantissimo per tanti giovani allenatori e calciatori. Comunque io sono da 30 anni, mi sono sempre interessato di calcio giovanile, allievi questi, mai che un uomo per lo sport in questo senso. E devo ringraziare particolarmente tutte le persone che mi hanno dato una mano, di Roma, Bruno Conti, a Mimmo Caso, che ormai non so dove è andato a finire. Non lo sappiamo neanche noi. Neanche noi. A Franco Proto anche, che mi ha dato anche determinate possibilità. A tutti i miei ragazzi che mi hanno seguito per tanto tempo, stasera ce ne sono due, il premio lo dedico a loro. Benissimo, allora invitiamo qui subito la consegna prima al presidente Nello Russo, che la consegna a Nino Cannavò. Eccola qua, premio speciale uomo di sport, certo. Perfetto, consegniamo la targa anche al presidente Nello Russo per la partecipazione al Penalty Awards. Grazie. Una battuta. No, una battuta, che il premio lo dedico anche a un mio dirigente che mi ha seguito sempre, Mario Coco, che è là sotto. Perfetto, grazie Nino. Allora, devo correre, ed invito qui sul palco Alessio Patti per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Sì, Ettore, io sarò breve, non voglio tediare il pubblico che è già abbastanza teso. È stato un campionato divertentissimo quello di prima categoria, 8 gironi che hanno premiato la nuova Sancis, il Prizzi per quanto riguarda il lato di Palermo, la Polisportiva Palma dell'Agrigentino, Barcellona Pozzo di Gotto e Camaro per Messina, Adrano, Paternò e poi la New Team Ragusa, che fino all'ultima giornata è stata anche imbattuta. È stato un campionato bellissimo, ma ce lo racconteranno i protagonisti tra poco. Grazie anche ad Alessio Patti per la sua straordinaria preparazione nel campionato di prima categoria. Vado subito a questo punto ad elencare le nomination ed invito qui sul palco subito per una premiazione anche riguardante il campionato di prima categoria Salvatore Rizzo, che è il vicepresidente dell'AIAC di Enna.
Eccolo qua che ci raggiunge. Parliamo tra poco del ruolo dell'allenatore, presidente Rizzo. Eccoci qui, vicepresidente del comitato di Enna, che è una provincia che spesso e volentieri ci dimentichiamo, però anche perché l'Enna Calcio è quasi del tutto scomparsa. Quest'anno è stata in prima categoria assieme a altre decadute come la Nissa, il Ravanusa e il Canicattì, quindi lo stesso girone, quindi speriamo tempi migliori. Speriamo tempi migliori, consegniamo la busta quale miglior allenatore. Nel frattempo io leggo le nomination miglior allenatore per il campionato di prima categoria. Sono in nomination Fabrizio Vacca, New Team Ragusa, Pietro Alotto, Polisportiva Palma e Davide Rubino, Nuova Sancis. Eccoli qui che arrivano. Salve mister. Mister Alotto. Abbiamo il mister Rubino e mister Fabrizio Vacca. Allora, avviciniamo un po' nella zona centrale del palco. Siamo pronti per leggere questo nome, poi sentiremo una battuta veloce anche dei protagonisti. Il microfono, devo darglielo. Miglior allenatore di prima categoria stagione 2014-2015 a Fabrizio Vacca, Team Ragusa. New Team Ragusa, eccola qui, questa la tengo io. Fabrizio Vacca, miglior allenatore di prima categoria. Complimenti a Fabrizio con la New Team Ragusa. Consegniamo anche le 2 targhe di partecipazione agli altri 2 allenatori. Avvicinati via che tra poco vengo a trovarvi. Alotto, benissimo, e il mister Rubino della Nuova Sancis. Allora, iniziamo subito a parlare proprio della Nuova Sancis, che non molti conoscono perché almeno soprattutto qui dalla parte siciliana un po' si soffre. Sì, è una squadra nata circa 3 anni fa, siamo partiti così per divertirci tra amici, ci siamo ritrovati in promozione nell'arco di 3 anni. Che cosa... Meglio di così? Infatti, devo ringraziare il Presidente che con tanti sacrifici riesce ad organizzare ogni anno una squadra competitiva. Complimenti, complimenti. Allora, mister invece Alotto, Polisportiva Palma, provincia di Agrigento. Sì, una realtà nata 3 anni fa dalla terza categoria, siamo arrivati in promozione nel giro di 3 anni, più di così. Ma come fate a vincere 4 campionati di seguito quasi? Come ha detto il collega, siamo partiti per divertimento, un gruppo di juniores senza scopo di lucro e siamo arrivati al traguardo della promozione che per noi abbiamo riportato il calcio a Palma di Montechiano. Puro dilettantismo e questa è la cosa più bella. New Team Ragusa invece ha stravinto il campionato, imbattuto per quasi tutta la stagione. L'ultima partita forse probabilmente eravate già in vacanza. Sì, sicuramente, ma è stata una stagione storica, una stagione da incorniciare, il nostro 10° anno di esistenza, una società anche la nostra senza scopo di lucro, nel puro spirito del dilettantismo. Complimenti ancora, grazie ragazzi, ancora auguri, complimenti, buona stagione prossima. Grazie. E diamo anche al vicepresidente dell'AIAC di Enna una targa di partecipazione al suo Penalty Awards. Siamo qui con mister Fabrizio Vacca, vincitore del premio come miglior allenatore del campionato di prima categoria, il migliore di 8 gironi, ma quello che viene premiato non è solo l'uomo, ma ciò che sta anche dietro, una dirigenza che ha puntato sui giovani, un progetto bellissimo che merita il campionato di promozione e non solo. Sì, infatti, perché io questo premio lo dedico proprio alla dirigenza e alla mia famiglia. La dirigenza perché mi ha valorizzato da 6 anni a questa parte, crede fortemente nel mio staff tecnico ed è una società che ha sempre creduto nei giovani e valorizzato appunto lo spirito agonistico del dilettantismo puro. Passiamo adesso subito al miglior dirigente del campionato di prima categoria
ed invito qui sul palco per la premiazione un altro ennesimo amico di Penalty che ha inaugurato un po' la nostra manifestazione. Parliamo di Renato Marletta, che dovrebbe raggiungerci qui sul palco. Nel frattempo che ci raggiunge, io leggo i nomi dei 3 dirigenti che vanno in nomination. Vanno in nomination Ivan Mazzamuto, Real Città di Paternò, Rosario Iozia, New Pozzallo e Giuseppe Lupo del Prizzi. Abbiamo un presidente, anzi 2 presidenti e un direttore generale. Eccoli qui che ci raggiungono. Nel frattempo, Renato, portate la busta. Venite, venite. Oh, presidente Lupo, eccolo qua, il presidente Mazzamuto del Real Città di Paternò, ed infine Rosario Iozia, direttore sportivo, direttore generale, direttore di tutto per il New Pozzallo. Allora, vieni da questa parte. No, voi state centrali perché siete voi i premiati, il palco è tutto vostro. Renato, il dirigente è sempre un ruolo molto importante, soprattutto in prima categoria. Purtroppo sono una razza in estinzione, ahimè, per il calcio dilettantistico non va bene, perché senza dirigenti non ci sarebbero le società, non ci sarebbero gli allenatori e i calciatori, per cui lunga vita a tutti i dirigenti di calcio. Perfetto, allora vince la palma come miglior dirigente del campionato di prima categoria stagione 2014-2015 Giuseppe Lupo Prizzi. Giuseppe Lupo del Prizzi. Presidente, complimenti. Diamo al Lupo la targa primo classificato, eccola qui, e consegniamo le altre 2 a Ivan Mazzamuto del Real Città di Paternò, eccolo qui, e poi l'ultima per Iozia del New Pozzallo. Mettetevi centrale perché voglio scambiare una battuta giustamente intanto subito con il vincitore. Quando ho comunicato che era in nomination c'è stata, dico, tanta felicità. Sì, tanta felicità perché è 8 anni che faccio il presidente, ho preso la società sportiva che era in seconda categoria dopo averci giocato per tanti anni. Vincere 3 campionati quasi di fila, disputare diversi finali playoff per un piccolo paesino come Prizzi non può rendere che onore non solo a me come presidente, ma all'intera realtà locale, di tutti i ragazzi che giocano con me, che erano pure i miei ex compagni di squadra. Ma oggi, se mi permette, voglio dedicare questo premio, che lo sento in modo particolare, a mia moglie, scusandomi del tempo che continuo a rubargli ancora per uno sport che amo tanto come il calcio. Grazie. Grazie anche a lei, Presidente. Ivan Mazzamuto, Real Città di Paternò, adesso le cose diventano un po' più impegnative, il campionato di promozione richiede ancora di più intensità. Sì, sicuramente abbiamo vissuto noi una stagione davvero importante con la vittoria di un campionato davvero inaspettato. Adesso in promozione abbiamo l'obbligo di allestire una formazione competitiva, senza dimenticare però qual è la nostra mission, che è quella di valorizzare i giovani del nostro territorio. Ci premo a ricordare che noi abbiamo vinto un campionato con tutta gente di Paternò, sia giocatori che dirigenti. E questa è la cosa più importante, questa è la giusta mission. Rosario, che dire, il New Pozzallo quest'anno, anche se pure attraverso i playoff, alla fine ha bagnato il successo passando nel campionato di promozione nella prossima stagione. Ma per tanti anni noi c'eravamo stati, poi ci siamo, diciamo così, mollato e adesso ci siamo ritornati nel posto che ci trova. Dobbiamo dire grazie soprattutto, dico, al dottor Losi che ci permette di fare calcio a Pozzallo. Perfetto, grazie, complimenti ancora a tutti i presenti, grazie ancora. Presidente Lupo, miglior dirigente del campionato di prima categoria, dopo un Prizzi così in 8 anni, direi che era anche il minimo auspicabile. Penso che sia un premio meritato per i sacrifici che ho fatto io assieme al mio gruppo dirigenziale formato da amici fraterni e da giocatori locali che hanno dato tutto per la maglia del proprio paese. Ovviamente il premio va anche, un ringraziamento particolare va al sindaco attuale che ci ha sempre, diciamo, accontentato delle nostre richieste nel possibile
di quello che ovviamente un'amministrazione comunale può fare. Ma come ho già detto sul palco, mi riempie soltanto di orgoglio, e oggi lo voglio dedicare esclusivamente sempre a mia moglie, scusandomi del tempo che purtroppo la domenica continuo sempre a rubargli. Grazie mille. Presidente, grazie mille, complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo della prossima stagione. Grazie a voi e mi auguro che vengano apportate le giuste modifiche al campo sportivo di Prizzi affinché noi potremmo disputare il primo campionato storico di promozione dentro il nostro piccolo paese, nel nostro amato Salvatore Ingorgia di Prizzi. Vi ringrazio a tutti, grazie. Renato, rimani qui perché tu sei anche il protagonista di questa manifestazione e sarai sempre tu a questo punto a dare l'ultimo premio, quello come miglior giocatore di prima categoria. Eccola qua che arriva la busta, vado a leggere le nomination ed invito qui sul palco i 3 giocatori che concorreranno come miglior giocatore appunto di prima categoria. Claudio Sottile, Barcellona Pozzo di Gotto, Piero Ruggeri, Città di Belpasso e Fabio Buda del Camaro. Eccoli qui che stanno arrivando. Eccoli qui ragazzi, Fabio Ruggeri, no Fabio Buda, Piero Ruggeri e Claudio Sottile. Venite dentro ragazzi, vi conoscevate? Un po'. Avviciniamoci qui, salve, salve, salve. Emozionati? No, attenzione perché è un premio unico nel caso della prima categoria, senza distinzione di ruolo, per cui è un premio pesante sotto questo punto di vista. Siamo pronti Renato, tocca a te comunicare questo ultimo premio di questo penalty 2014-2015. A chiusura di questa bellissima serata vedere tanta gioventù ti dà tanta felicità. E comunque hanno vinto tutti, e questa è la cosa migliore. Il premio va a Fabio Buda Camaro. Fabio Buda del Camaro, avviciniamo subito con questo è Claudio Sottile, ci confondiamo, va bene, lo stesso, non c'è problema, c'è stato un errore. Fabio Buda, eccolo qua, consegniamolo a Fabio Buda, primo classificato, giocatore del Camaro che il prossimo anno disputerà il campionato di promozione. Claudio Sottile, consegniamo a Claudio Sottile l'altra, perfetto, ed infine l'ultimo per Piero Ruggeri del Belpasso. Allora, beh, che dire, il Camaro è un nome importante nel calcio siciliano messinese, adesso il prossimo sarà quello di promozione, sperando che voi fate sempre grandissimi exploit e poi dopo niente, ritornate da capo e fate di nuovo la prima categoria. Sì, il prossimo anno proviamo nuovamente a vincere il campionato, questa è l'ambizione della società. Speriamo di riuscirci e in qualche anno arrivare nelle categorie che contano. Speriamo, in bocca al lupo. Claudio Sottile, allora a questo punto che dire, Barcellona Pozzo di Gotto vuole raggiungere l'Igea? Speriamo, è una bella soddisfazione sempre per la città. Tra l'altro è una città che ama il calcio, l'ha fatta a grandi livelli. Sì, l'Igea era in C2, poi sfortunatamente è scesa. Voi siete la nuova scelta allora? Speriamo, sempre che il Presidente lo permette. L'importante è che ci sono i giusti entusiasmi. Invece tu sei sempre uno che, come si suol dire, buca sempre il gergo giusto, no? Quest'anno a Belpasso i tuoi gol nella parte finale sono stati importantissimi. Sì, diciamo che è stata una stagione di quelle che ogni attaccante vorrebbe, ma l'importante è che sono serviti, diciamo, all'obiettivo di squadra. Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo per la stagione prossima, ancora complimenti, ancora complimenti. Miglior giocatore del campionato di prima categoria a Buda, un riconoscimento importante, avete fatto un grandissimo campionato, quindi questo non fa altro che consolidare quanto costruito. Certo, abbiamo stravinto il campionato di prima categoria con 15 punti di distacco dalla seconda, non c'è che dire, va, una soddisfazione immensa. Però purtroppo anche ho fatto i complimenti a Fabio del Camaro e che dire. Ormai è andata così, va bene. L'importante è che siamo arrivati qui, già è una soddisfazione pura. Me la porterò con me per tutta la vita.
Un applauso all'anima di questa manifestazione, Ettore Tortorici, per il suo vestite. Grazie, grazie Ettore. Grazie a te Renato. E se Dio vuole, all'anno prossimo. All'anno prossimo, grazie. Allora io invito qui sul palco i ragazzi dell'Acoustic Sunlight, che sono coloro che hanno realizzato la sigla d'apertura della nostra manifestazione e che soprattutto hanno realizzato la sigla della nostra trasmissione TV. Li invito qua così vi sistemate già direttamente, perché farete la sigla finale del Penalty Awards, ma voglio qui sul palco, nel frattempo che i ragazzi montano il tutto, i miei due fedelissimi Alessio Patti e Mario Cardone. Voglio ringraziare naturalmente anche Salvo Campo, il nostro scenografo ufficiale, quello che ha curato gli allestimenti anche del Penalty Awards. Voglio ringraziare Gina Loiso, la nostra segretaria di produzione, anche Giuseppe Putrino per quanto riguarda la logistica e la nostra penaltina. Venite, venite, venite. Dov'è Alessio? Sta lavorando. Nel frattempo c'è anche Jenny, vieni Jenny Diara, la nostra penaltina. Eccola qua, vieni, vieni, vieni. Loro sono stati importanti nella nostra trasmissione, perché senza di voi ragazzi, insomma, io avrei trovato grande difficoltà, e lo dico con grande gioia questa sera nella parte finale del Penalty Awards. Una battuta, che emozione hai provato per questa stagione? È stato bello organizzare questa manifestazione, raccontare la cosa che mi piace di più nella vita, e lo faccio con tutta la passione del mondo e spero che si veda. Benissimo. Alessio, allora invece la tua emozione? È stata una stagione molto faticosa, anche importante, però importante anche per la crescita mia, di Penalty. Siamo una bella realtà ed speriamo di poter continuare così. Benissimo, una battuta anche per Jenny. Jenny, com'è andata per te? È stata un'esperienza fantastica e spero che ricominceremo presto. Benissimo, grazie ragazzi per tutto quello che avete fatto, grazie, grazie. Siete pronte ragazze? Siete pronti? Bene, allora una battuta la facciamo con Luca Trovato, che è il leader di questi Acoustic Sunlight, che hanno curato la sigla della nostra trasmissione, che è andata in scena per 20 settimane su Video Mediterraneo. Luca, ci ripresenti velocissimamente i componenti del gruppo? Certamente, innanzitutto grazie di averci invitato e di aver avuto l'onore di comporre questa sigla. Allora, cominciando dalle tastiere, Paolo Ferrara, Chiara Ferrara alla chitarra acustica, Lavinia Valastro ai cori, Accursio Sabella alla batteria, Elena alla voce e Salvo D'Arrigo al basso. E poi Luca Trovata alla chitarra. Tra l'altro voglio sottolineare una cosa importante: questa è una versione cantata della sigla iniziale di Penalty, per cui una versione che noi non abbiamo mai mandato in onda in TV, per cui è una giusta occasione. Ragazzi, tra poco vi lascio il palco, vi ringrazio per questa vostra partecipazione alla seconda edizione del Penalty Awards, grazie a tutti e appuntamento anche alla prossima stagione. Grazie ancora e che trionfi sempre lo sport. Grazie a tutti. Acoustic Sunlight.
Fu un pomeriggio caldissimo, ma soprattutto un'edizione indimenticabile, l'edizione numero 2 dei Penalty Awards che si svolsero a Catania presso il cortile Platamone. E adesso, per chiudere la puntata odierna della nostra trasmissione, parola ad Alessandro Settinelli, attuale allenatore del Ragusa Calcio che disputa il campionato di eccellenza. Da lui sentiremo probabilmente quello che potrebbe essere lo scenario finale per questa stagione 2019-2020 del calcio dilettantistico, non soltanto qui in Sicilia ma in tutta Italia. È stata sicuramente una stagione che purtroppo in un certo senso non dimenticheremo facilmente. Buongiorno Ettore, buongiorno a tutti voi. L'evolversi della situazione credo che sia ormai ben definito da parte di tutti. È una situazione che ormai è più che risaputa. Credo che sia importante oggi mostrare tanto senso di responsabilità, ma non tanto da parte di noi tesserati, ma da chi gestisce i tesserati, quindi dagli organi proposti che deve realmente capire se ci sono le condizioni per cercare di accontentare le esigenze di molti, le esigenze sia sportive sia gestionali. È un periodo in cui ognuno si arroga il diritto di ciò che ha, di ciò che ha fatto, però dovremmo guardarla a più ampio raggio. Dico da tanto che secondo me è importante capire cosa succederà in uno scalino fondamentale che è legato alla Serie B e alla Serie C. Qualora dovesse passare questa paventata riforma delle due Serie B, si potrebbero risolvere i problemi legati intanto alle squadre che vanno in D, dalla D alla C, e quindi che ne hanno pieno diritto, più qualcuna che lo meriterebbe, e riuscirebbero a recuperare tanti posti. Ne trarrebbero vantaggio anche le squadre che erano impelegate magari nella lotta per non retrocedere, quindi che avrebbero fatto i play-out, che non giocandoli rimarranno in categoria, e di conseguenza a scendere ci potrebbero essere dei posti liberi dove magari c'è spazio per chi dall'eccellenza ha le condizioni generali per poter affrontare questo percorso. Quindi ripeto, secondo me lo snodo importante non è tanto la LND. La LND, a mio parere, ne subirà le conseguenze di questo passaggio fondamentale fra Serie B e Serie C. E noi dilettanti possiamo solo attendere, e noi dilettanti possiamo semplicemente subire le decisioni che chi è preposto prenderà. Grazie Alessandro per il tuo parere. Sentiremo altri tecnici ed altri dirigenti già dalla prossima settimana su quello che potrebbe essere il responso finale dopo la decisione da parte del Comitato Centrale della Lega Nazionale Dilettanti per quanto concerne il proseguo o no di questa stagione 2019-2020. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima settimana.